Il calcio è l'ultima rappresentazione sacra del nostro tempo. È rito nel fondo, anche se è evasione. Mentre altre rappresentazioni sacre, persino la messa, sono in declino, il calcio è l'unica rimastaci. Il calcio è lo spettacolo che ha sostituito il teatro. È un sistema di segni, cioè un linguaggio. Esso ha tutte le caratteristiche fondamentali del linguaggio per eccellenza. Quello che noi ci poniamo subito come termine di confronto, ossia il linguaggio scritto parlato. Anche per la lingua del calcio si possono fare distinzioni. Anche il calcio possiede dei sottocodici, dal momento in cui, da puramente strumentale, diventa espressivo. Ci sono nel calcio dei momenti che sono esclusivamente poetici. Si tratta dei momenti del gol. Ogni gol è sempre un'invenzione, è sempre una sovversione del codice. Ogni gol è ineluttabilità, folgorazione, stupore, irreversibilità. Pierpaolo Pasolini, 1971. Penalty Awards 2020, 7ª edizione. Eccoci, terra nuova sotto noi, corpi fragili, labbra aride oramai, sale brucia in viso e salimi, onde fulmini e compagni miei, cadaveri resi al mare blu, io sono qui. Vita cambierò, spalle, verso, odio e povertà, cerco altrove la serenità, accoglimi, accettami, io sogno un mondo nuovo. Sole che sembra dorato e finalmente la mia ombra guarderò in te e rivivrò con te e non ti sogni a pregare, con la vita a lottare per continuare a sperare, dal buio cerco colore. Cadaveri resti al mare blu, io sono qui, vita cambierò, accoglimi, accettami, con il sole che sembra dorato e finalmente la mia ombra guarderò in te e rivivrò con te.
continuare a sperare. Dal buio cerco colore per continuare a sperare. Penalty Awards 2020. La passerella dei giocatori, dei tecnici e dei dirigenti migliori della stagione calcistica siciliana. Conduce Ettore Tortorici. E rieccoci anche per quest'anno, grazie, bentrovati in questo castello meraviglioso di Lombardia, di Enna, e un saluto particolare per la bella canzone introduttiva di Deborah. Grazie mille, una buona serata. Grazie Deborah. Nuova stagione un po' travagliata, come tutti ben sanno, quella del 2019-2020, però ce l'abbiamo fatta con grandi sacrifici. Anche quest'anno i Penalty Awards sono ritornati in scena per far sì che appunto la passerella del calcio dilettantistico abbia ancora una volta il suo momento di gloria. È stata una stagione che comunque noi vogliamo dimenticare, anche se purtroppo non la dimenticheremo facilmente, proprio perché il dramma Covid ci ha un po' coinvolti a 360 gradi, e i Penalty Awards di quest'anno regaleranno qualcosa che ha a che fare con una squadra che ha lottato contro il Covid. Allora adesso per far sì che insomma diamo inizio a questa 7ª edizione dei Penalty Awards, io invito qui il rappresentante ufficiale del comune che anche quest'anno ospita il nostro evento, ovvero l'assessore Dante Ferrari. Lo scorso anno ci eravamo lasciati in un teatro bellissimo, il Teatro Garibaldi. Quest'anno devo dire che la sceneggiatura è ugualmente straordinariamente coinvolgente. Buonasera a tutti e do il benvenuto, il bentornato a molti di voi da parte dell'amministrazione, del sindaco. Io ho la delega allo sport e quindi seguo da vicino queste attività. Per noi è motivo di orgoglio, di soddisfazione il fatto che siate ritornati. Evidentemente la location è diversa, l'anno scorso eravamo all'interno del teatro, quest'anno si è scelta quest'altra location che riteniamo, senza voler peccare presunzione, che sia degna della vostra manifestazione, ma siamo quindi contenti perché evidentemente che avete ritenuto la nostra città, sicuramente innanzitutto per la sua baricentricità, speriamo anche per la nostra quindi ospitalità, meritevole di essere notevolmente nuovamente attenzionata. Sappiamo che questa è un'importante manifestazione che voi organizzate, premierete tutti coloro che si sono distinti nonostante l'emergenza Covid che purtroppo ha momentaneamente interrotto l'attività sportiva, l'attività quindi calcistica, però evidentemente qua ci sono quindi coloro che hanno brillato sia da un punto di vista sportivo che da un punto di vista quindi dirigenziale. Per cui noi siamo quindi lieti di potervi nuovamente quindi ospitare. Rispetto all'anno scorso, se ci consentite, abbiamo da darvi una comunicazione in più che ci riempie d'orgoglio. Qua ci sono molti addetti ai lavori, ma già ho avuto modo di interfacciarmi con coloro che sono interessati al fatto che a Pergusa, giorno 5 agosto, e quindi siete tutti... Che bella notizia, inaugureremo il campo di calcio che abbiamo ristrutturato in erba sintetica, che potrebbe essere oggetto di attenzione da parte di alcune società sportive che vorrebbero fare a Pergusa, che come sapete non è soltanto un polo sportivo, ma è anche un polo turistico, un polo alberghiero, la propria preparazione atletica. Quindi rispetto all'anno scorso abbiamo fatto qualche passo avanti che ci mette in condizione di poter offrire alla collettività calcistica siciliana, ma speriamo anche nazionale, perché no, è giusto ambire a traguardi sempre migliori, la possibilità che Pergusa e quindi il campo di Pergusa possa essere a disposizione delle attività sportive calcistiche. E noi siamo doppiamente contenti e arriva l'applauso del pubblico. Grazie Assessore, ci vediamo dopo. Grazie, prego. Iniziamo subito a parlare di premiazioni ed iniziamo subito con la categoria della promozione. Lo facciamo con le nomination per quanto riguarda il miglior portiere della stagione 2019-2020, ed invito qui sul palco i 3 che sono in nomination, anche se saranno soltanto 2 a salire, in quanto uno dei 3 praticamente purtroppo ha dato forfait all'ultimo istante. Sale qui sul palco Emanuele Allegro del Casteltermini, Alessio Gulisano dell'Aci Sant'Antonio, Moreno Saitta invece è assente. Prego.
per premiare e quindi anche scoprire il vincitore per quanto riguarda i Penalty Awards 2020 di quest'anno, invito qui sul palco il giornalista scrittore Francesco Santocono. Salve Francesco. Allora, siamo pronti, arriva la busta per Francesco e così sveleremo il nome di colui che vince. E colgo l'occasione ancora una volta per salutare la presenza, naturalmente ancora una volta, di Federica Di Benedetto. Un applauso del pubblico, grazie Federica. Non manchi mai, sei ormai come il punto di riferimento di noi giovani sportivi. Grazie a Federica. Allora, siamo pronti per svelare il nome? Vai. Alessio Gulisano, Aci Sant'Antonio. Bene Alessio, complimenti. Adesso arriverà la targa per Alessio. Subito Federica che ci porta la targa, e un ricordo anche per Emanuele che, anche se non ha vinto, l'importante è stare dentro le nomination. Un applauso dunque per Alessio Gulisano dell'Aci Sant'Antonio, vincitore come miglior portiere del campionato, mentre invece per lui rimane chiaramente la partecipazione. Accomodiamoci un po' più avanti. È stata una stagione molto bella, però voi dell'Aci Sant'Antonio avete dimostrato di avere un team, una squadra forte, decisa, determinata. Avete, non dico quasi distrutto il girone, però eravate lì per farlo, eh? Sì, diciamo che è stato ancora più bello perché non partivamo con i favori del pronostico, però avevamo un grande gruppo, un grande mister, e abbiamo fatto veramente bene, tanti record, miglior difesa, è stato un anno pieno di soddisfazioni. E adesso il prossimo sarà ancora più difficile. Invece lui è di Sciacca, però quest'anno ha giocato fuori casa a Casteltermini. Com'è andato per te il campionato? Benissimo, benissimo. Avevamo una squadra molto giovane e non eravamo dei favoriti, diciamo, neanche dei playoff. Invece abbiamo fatto un ottimo campionato grazie a tutta la società e anche alla squadra, che sono dei bravi ragazzi. E poi molti si chiedono, ma rimani a Casteltermini o torni a casa, a Sciacca, che tra l'altro il prossimo anno disputerà il campionato di eccellenza? Ancora è un'incertezza, quindi non si sa. Ancora calciomercato. Grazie ragazzi, grazie, complimenti ancora, complimenti. Francesco, allora partiamo da un punto fondamentale, che l'anno scorso sei venuto per presentarci il libro, però questa volta per presentare una sceneggiatura di un film molto interessante, legato purtroppo anche in questo caso ad un dramma, quello dell'AIDS. Ma guarda, noi abbiamo fatto, cioè prima del Covid, siamo stati incaricati di scrivere un film contro l'AIDS, perché si parla di Covid. E qui abbiamo dei grandi esperti, il professor Jacobello, c'è anche il dottore Giuffrida del Cannistaro, che dobbiamo ringraziare tutti, perché questi uomini in questi mesi sono stati straordinariamente attivi. Una squadra vincente. Una squadra vincente, l'ospedale Cannizzaro è stato in prima linea sotto tutti i punti di vista. Noi siamo stati incaricati in tempi non sospetti di scrivere un film contro l'AIDS. Allora abbiamo scritto questo film, abbiamo chiamato Alessandro Haber, abbiamo chiamato Stellegitto, Mario Pinato, che aveva appena finito di girare un film con Ridley Scott, quindi veniva direttamente da Hollywood, e ci siamo cimentati in questo gioco che ci ha portato grande successo. Abbiamo presentato il film in Senato per la giornata internazionale contro l'AIDS il 1° dicembre scorso, poi dovevamo andare nelle scuole, ma è successo quello che è successo. Però in soddisfazione che cosa arriva? Arriva un premio perché siamo in finale al Festival Internazionale del Cinema di Polignano, manca a dirlo, si figura. Incrociamo le dita allora. Da dilettanti ci siamo perché ci occupiamo ovviamente di altro, però siamo veramente molto, molto contenti di questa cosa qua. Bene, Francesco Santocono, grazie. Ringraziamo Francesco e consegniamo anche a Francesco la targa di partecipazione a questa ennesima edizione dei Penalty Awards. Grazie. Grazie Francesco. Chissà cosa succederà la prossima stagione. Grazie Francesco. Ciao, grazie. Andiamo avanti, adesso è il momento di premiare il miglior difensore. Partiamo sempre come punto di riferimento il campionato di promozione e chiamo subito i 3 che sono in nomination quale miglior difensore del campionato appunto di promozione. Abbiamo Cesare Casavecchia del Megara Augusta, Leonardo Musso del Siracusa e Francesco Sciotto dell'Igea 1946.
abbiamo Francesco dell'Igea, abbiamo Leonardo della Siracusa e anche Cesare del Megara Augusta. A premiare il miglior difensore del campionato di promozione invito qui sul palco Santo Palma. Pronto Santo, eccoti qui, informissima. Siamo pronti con la busta, sarà come al solito Federica a darti questa busta e aprirla e darci il nome di colui che quest'anno è il più bravo difensore del campionato di promozione. Chi vince? Beh, li lasciamo un attimino così al sole, li lasciamo cuocere un attimino. Ma no, il problema è che cuociamo anche noi qui al sole. Vabbè, dai, vi facciamo un po' di suspense che... Ok, vince, del resto come la sua squadra, vince Leonardo Musso. Del Siracusa. Consegniamo la targa a Leonardo, eccola qui, complimenti. Nel frattempo che sta per arrivare la targa anche per gli altri due, una battuta subito con Leonardo. Siracusa che devo dire che insomma all'inizio bisognava un po' resettare, avete resettato bene, poi alla fine seppur in maniera anticipata per la chiusura Covid ce l'avete fatta. Adesso c'è un campionato di eccellenza che vi attende e la cosa più bella è che insomma è un capoluogo di provincia, quindi si è più forti nell'animo ogni volta che si scende in campo. Sì, sicuramente quest'anno, visto che eravamo in Siracusa, abbiamo trovato molte insidie. Grazie agli acquisti e al lavoro del mister Scifo nel giro di ritorno abbiamo ingranato la marcia e siamo arrivati a vincere il campionato. Complimenti, e il prossimo anno sarà ancora più dura. Cesare, anche devo dire il Megara ha cercato disperatamente di vincere il girone, ma c'era questo Siracusa che andava fortissimo, ma voi siete andati anche comunque molto molto bene. Bastava semplicemente che il Covid cominciasse 2 settimane prima il campionato l'avremmo vinto noi. Purtroppo abbiamo fatto il 70% del campionato in testa alla classifica e loro sono stati più bravi di noi. Complimenti a loro. Da siracusano è stato bello batterli sul campo, però purtroppo non è finito il campionato e è andata così. Sarete costretti il prossimo anno a cercare disperatamente di vincere allora a questo punto. Mentre invece voi il campionato l'avete vinto, Igea 1946, grandissima stagione. La prima cosa che mi hanno detto, ma lui rimarrà anche il prossimo anno con l'Igea? Sì, abbiamo già trovato l'accordo e anche un altro anno rimarrò all'Igea. Tra l'altro tu sei della zona. Sì, di Milazzo, quindi vicino. Quindi giochi in casa. Sì. È stata una splendida stagione, magari inizialmente non avevamo rispettato i pronostici, però poi con l'avvento di mister Furnari abbiamo vinto pressoché tutte le partite, venivamo da 12 risultati, 12 vittorie, quindi è stata una splendida stagione, dai. Una lunga cavalcata vincente. Grazie ai ragazzi che hanno rappresentato il ruolo molto difficile del difensore. Grazie, complimenti. Vieni Santo, battuta anche con te perché tra poco ti porteranno una targa di partecipazione. L'anno scorso eri qui come vincitore ed è andata molto bene. Quest'anno una pausa? Non lo so, una pausa, forse per te è stata una pausa. No, non proprio una pausa. Diciamo che questo è il calcio, no? Non tutti gli anni sono uguali. L'anno scorso mi hai premiato avendo vinto tutto, Coppa Italia e campionato di promozione a Ragusa. Quest'anno invece sono io a premiare, però credo che il calcio è una ruota ed è giusto che sia così. Siamo in tanti, bello così, almeno vinciamo un po' tutti quanti. Però non è stata una pausa, sono stato ad Acicatena, ma non è stata breve. Sì, assolutamente breve, perché sai, non è oggi facilissimo poter far calcio, e soprattutto quando arrivi da grandi centri. Ho avuto la fortuna di fare sempre grandi centri, Acireale, Ragusa, Atletico Catania, e non è poi facilissimo rimetterti in altre vesti, in posti dove comunque le ambizioni e lo sviluppo giornaliero del lavoro è assolutamente diverso rispetto a quello delle grandi piazze. Speriamo bene per la prossima stagione però. Riconoscimento per Santo Palma che arriva grazie a Federica, eccola qui, sempre bella, eccola qui, consegniamola a Santo Palma. Grazie Santo, in bocca al lupo per tutto, un abbraccio, grazie.
Penalty Awards, giunta quest'anno alla sua 7ª edizione, una manifestazione che cerca in un certo senso di riunire sempre di più gli addetti ai lavori, gli atleti, gli allenatori, e vi posso assicurare che è sempre un modo per stare insieme, scambiarsi idee, scambiarsi anche possibilmente appuntamenti che poi possono fruttare possibilmente degli ingaggi. Adesso è il momento di conoscere le nomination per quanto riguarda il ruolo del centrocampista, ed invito qui sul palco Natale Gatto dell'Igea 1946, Stefano Piazza del Casteltermini e Stefano Porto dell'Aci Sant'Antonio. Allora, per premiare il miglior centrocampista di questa stagione, io chiamo qui sul palco il direttore della Conf Esercenti del comune di Enna, che è anche un partner ufficiale della nostra manifestazione, Santo Livolsi. Eccolo qui che ci raggiunge. Complimenti per la stagione, siete stati veramente straordinari. Eccoci qui direttore, ben trovato, ben trovato. Arriva subito questa busta magica che sempre al momento dell'apertura dà un po' di suspense, come si suol dire. Lei ha a che fare con il mondo del calcio? Poco? Molto poco. Di riflesso con le aziende ci siamo vicini al mondo del calcio. Ah, bene. Allora, miglior centrocampista per quanto riguarda la stagione 2019-2020? Rullo di tamburi, Natale Gatto, Igea 1946. Natale Gatto, perfetto. Consegniamo a Natale Gatto questa bella targa. Nel frattempo scambio una battuta con Natale. Natale, Igea 1946 ha dimostrato veramente quest'anno di avere una marcia considerevole. Adesso però c'è il problema, la prossima stagione vi attende sicuramente probabilmente un percorso un po' più impegnativo, perché le squadre sono molto più preparate, perché l'eccellenza non è la promozione. Assolutamente sì, sono d'accordo. Innanzitutto grazie per l'invito, la voglio ringraziare personalmente. Sì, affronteremo un campionato che c'è un abisso secondo me fra la promozione e l'eccellenza al giorno d'oggi, quindi anche in base alle piazze come Siracusa, come Enna, quindi sarà appunto un campionato difficile, lo affronteremo. Ma voi vi preparerete bene. Esatto, e anche perché la piazza come Barcellona merita ben altri palcoscenici. Mi sa che vuole la C di nuovo questo Barcellona, credo, no? Allora, abbiamo qui Stefano Casteltermini, una stagione sicuramente non vincente dal punto di vista di classifica finale, però avete dimostrato che avete probabilmente i punti giusti anche e soprattutto per la prossima stagione. Sì, senza dubbio. Abbiamo fatto un campionato bellissimo, tutti giovani, tutti ragazzi, a parte me, giusto? Ma tutti ragazzi di belle speranze. Poi è venuto il mister La Bianca che ci ha dato una mano esagerata, abbiamo fatto un sacco di risultati utili, siamo stati primi per un bel po', fino a quasi prima del periodo del Covid pure noi, però alla fine ci siamo presi delle grandi soddisfazioni. Non ha importanza l'età, l'importante è essere sempre in forma con la mente, con lo spirito. Mentre invece so che tu quest'anno hai fatto tanti chilometri in campo, con l'Aci Sant'Antonio eri un motorino continuo, perpetuo. Adesso stare qui in nomination comunque, anche se non hai vinto, è sempre una grande soddisfazione, come del resto tutta la stagione dell'Aci Sant'Antonio. Sì, infatti ringrazio tutti anche per essere qui, già è sempre un onore. Comunque la stagione è andata come ha detto anche Alessio Gulisano, il portiere, è stata fantastica, abbiamo vinto tutte le partite, a parte una. È stata una grande stagione. So che c'è già la conferma per te per la prossima stagione. Sì, rimango un altro anno qui ad Aci Sant'Antonio. E vedremo che cosa succederà. E vediamo cosa succede in eccellenza. Grazie ragazzi, complimenti a voi e buona stagione prossima, possibilmente più completa. Prego, direttore. Allora, Confesercenti, che è un punto ormai di riferimento di questa zona commerciale di Enna, che anno dopo anno sta allargando anche il modo di proporsi ad un mercato che si allarga sempre di più. Sì, noi
Abbiamo preso anche noi una sfida, non è una sfida calcistica, ma è una sfida, per così dire, di competitività delle imprese. Abbiamo creato dei punti di riferimento per tutta la provincia, abbiamo più di 5 delegazioni in vari comuni, così a Piazza Armerina, Leonforte, Villarosa, ne scordo sicuramente qualcuno, proprio perché le imprese hanno bisogno del supporto tecnico che può dare un'associazione come la nostra direttamente magari a casa propria. Valorizzando sempre di più anche l'artigianale, che diventa probabilmente la cosa più interessante anche da proporre al mercato. Sì, infatti il Covid ha sicuramente dato una grande mazzata alle nostre imprese. Noi già viviamo in un territorio, come tutti sappiamo, abbastanza debole. E tra i progetti che abbiamo messo in campo, ne parlavamo proprio con la dirigente della Camera di Commercio, cioè quello di rivalorizzare l'artigianato storico, l'artigianato antico, quello che ormai si sta perdendo quasi totalmente nei nostri territori. Abbiamo aperto lo sportello Creditori PA. È uno sportello che aiuta tutte le imprese che vantano dei crediti verso la pubblica amministrazione, non solo a certificarli, quindi a renderli certi, liquidi ed esigibili, ma anche a poterli anticipare con il sistema bancario che ci viene incontro, anticipando quei crediti per evitare che l'azienda in questo preciso momento di difficoltà, vantando dei crediti verso la pubblica amministrazione, aspetta 1 o 2 anni per poterli incassare. Beh, complimenti, merita un applauso. E merita anche una targa ricordo per la partecipazione all'interno di questa 7ª edizione dei Penalty Awards. Grazie al direttore Santo Livolsi. Avremo modo anche poi di dare una bella targa anche al presidente, che è una donna tra l'altro, no? Sì, la nostra presidente si scusa, ma purtroppo non può essere qui in questo momento, ma vi saluta tutti ed è vicino a noi, la nostra Luisa Castellana. Grazie. Perfetto. Grazie a lei direttore, grazie direttore Livolsi. Ed eccoci ad uno dei premi più ambiti per quanto riguarda i Penalty Awards. All'interno di questo evento noi inseriamo dei premi molto speciali. Il primo che presentiamo questa sera è il premio Un uomo per lo sport, ed è un premio che ogni anno diamo ad un personaggio che si è particolarmente distinto nel mondo dello sport. Tra l'altro in questa edizione il personaggio che tra poco vado ad annunciare è un personaggio che io conosco da tanto tempo, è stato anche un ex presidente di una squadra di calcio. Adesso le ambizioni, ho l'impressione, siano un po' più sostanziose, e siamo anche contenti perché dalla sua ha una grande capacità di unire e fare team sempre ed unicamente vincenti. Il premio Un uomo per lo sport all'interno dei Penalty Awards 2020 va a Angelo Maugeri, che invito qui sul palco. Ho detto bene, tu sei stato presidente dello Scordia Calcio, ricordo bene, è stata un'esperienza particolare, però insomma aiuta o no? Ha aiutato moltissimo, perché prima ancora ero un'altra squadra, era l'Atletico Militello, sì. Poi abbiamo cambiato categoria, è stata un'esperienza secondo me fantastica, perché abbiamo preso una squadra che era quasi fallita. Dal fallimento l'abbiamo portata in eccellenza, l'ho portata assieme ad altri naturalmente, in eccellenza. Abbiamo fatto anche la finale di Coppa Italia Dilettanti, quindi è stato un risultato più che positivo. Io penso che adesso il tuo obiettivo è sicuramente un altro, non ne voglio parlare anche per una questione di scaramanzia, però dico sempre che lo sport deve far parte di noi stessi, perché è la benzina giusta per fare anche tante altre cose. Tu fai tante altre cose, c'è il progetto per esempio di Futura Press che va avanti sempre di più, che dà voce chiara senza compromessi sulla realtà non soltanto sportiva. No. Diciamo che Futura nasce proprio per dare un'informazione che sia la più aperta possibile, quindi diamo voce a chiunque, partiti politici, destra e sinistra, chi vuole parlare di sport, chi vuole parlare, diamo spazio a tutto, anche agli animali, quindi è una rubrica proprio riguardo agli animali, quindi siamo aperti a tutti. In questo caso il premio te lo concediamo lo stesso e quindi lo portiamo qui sul palco, e sarà Federica, che va bene lo stesso.
Grazie. Bene, allora a questo punto grazie per essere stato con noi qui ad Enna. Continuo così perché l'abbinamento sport, impegno e costruire un team vincente sono le tue prerogative e sono sicuro che andrai lontano. Grazie, grazie a tutti. Buona serata. Grazie. E andiamo avanti, adesso è il momento di conoscere la nomination quale miglior attaccante del campionato di promozione ed invito qui sul palco i 3 che sono appunto in nomination: Antonino Carrello dell'Acquedolci, Giuseppe Giannaula del Siracusa e Giuseppe Rustico della Mazzarese.2. Salve ragazzi, salve. Allora, a premiare il miglior attaccante del campionato di promozione abbiamo un giornalista, abbiamo Franco Anastasi che invito qui sul palco per consegnare la targa vincente. Veterano tra l'altro dei Penalty Awards. Vedremo un po' chi ha vinto. La Mazzarese non ha vinto il campionato, però avete fatto una grandissima stagione, complimenti, così come del resto anche insomma, l'Acquedolci che seppur arrivando al secondo posto, insomma, poi avete acquisito il diritto di partecipare al campionato di eccellenza, mentre invece il Siracusa ha sicuramente vinto tutto sul campo. Salve, ho detto bene, veterano di questa nostra edizione, arriva subito la busta, quest'anno ti tocca l'attaccante, vedremo meglio. L'attaccante, certo, perché uno che attacca fa gol anziché riceverli. Bravo, eccola qua la busta. Apriamo questa busta, vediamo chi vince, miglior attaccante del campionato di promozione. Allora, siccome io il campionato di promozione lo seguo professionalmente, devo dire che si tratta di 3 ragazzi eccellenti, quindi chiunque abbia vinto non ha importanza, perché sono tutti e 3 bravi e io li ho seguiti tutti e 3. Vince Giuseppe Rustico. Mazzarese.2, vincitore di questa stagione. Consegna la targa Franco Anastasi. Complimenti. Battuta con Giuseppe. La Mazzarese non l'ha vinto il campionato, però insomma i tuoi gol sono stati tantissimi, pesantissimi. Magari possibilmente saranno buoni anche per la prossima stagione, perché a questo punto la Mazzarese potrebbe tentare il grande salto, anche se c'è l'altro Mazzara che effettivamente probabilmente farà una grande stagione, sentendo un po' la campagna acquisti che hanno fatto. Sì, allora partiamo dal presupposto che noi siamo stati già quest'anno ripescati, quindi questo premio avvalora ancora di più la stagione che ha svolto tutta la squadra. Quindi sicuramente non eravamo tra i favoriti all'inizio, non si pensava di raggiungere questo obiettivo, ma con il lavoro di tutto il gruppo, del mister, della società ci siamo presi questa bella soddisfazione, eravamo terzi, quindi eravamo prossimi ai playoff e poi si sa, i playoff sono una lotteria, poteva succedere qualsiasi cosa. La società, in virtù del fatto che comunque siamo arrivati terzi, ha effettuato già la domanda di ripescaggio per il campionato di eccellenza. Tentar non nuoce. Se la Lega, se ci sarà a posto, sicuramente noi ci faremo trovare pronti. In questo momento a Mazzara giustamente c'è molto fermento, perché diciamo che le 2 realtà calcistiche, sia il Mazzara che la Mazzarese, stanno svolgendo al meglio la loro tra virgolette professione dello sport. Il Mazzara sta allestendo una grande squadra, ha già fatto parecchi colpi importanti per la categoria, quindi sicuramente sarà una delle candidati principe del prossimo campionato d'eccellenza. Noi, se ci sarà la possibilità, ci faremo trovare pronti, altrimenti sarà per la prossima stagione. Per la prossima stagione faremo di nuovo un campionato di promozione a vincere, cercando di riconfermarci. Sì. Grazie. Adesso invece voglio parlare con Antonino Carrello, Acquedolci, secondo in classifica fino all'ultimo. Insomma, avete sperato che con l'Igea ci fosse la possibilità magari di superarli, invece non è andata così, ma la soddisfazione è arrivata con la federazione che vi ha permesso di arrivare in eccellenza la prossima stagione. Sì, infatti sono molto felice anche se purtroppo non abbiamo potuto vincere sul campo, però alla fine il salto in eccellenza che abbiamo cercato è arrivato e dunque
sono contento lo stesso così. Rimani ad Acquedolci? Ancora non so nulla. Ho capito. Ancora deve essere tutto definito. Mentre invece a questo punto la vostra stagione sicuramente del Siracusa si presenta difficile, quella prossima, perché insomma il capoluogo di provincia rappresenta sicuramente una maglietta pesante da indossare. Sì, sicuramente si aspettano tanto i tifosi dal Siracusa Calcio, non è abituato a queste categorie, quindi penso che devono subito andarsene da queste categorie. Io ancora non ho avuto un dialogo con il presidente. Quindi non sai se rimane a Siracusa? Non ho ancora niente di concreto con nessuno, quindi le posso augurare solo le migliori fortune al Siracusa Calcio. Complimenti per la stagione, complimenti ai 3 bomber del campionato di promozione. Grazie ragazzi, grazie. Franco, siamo giunti alla 7ª edizione. Tutte e 7 volte sei stato presente e voglio sentire un tuo parere, perché scrivi di calcio da tanto tempo, ma un parere su questa idea dei penalty, perché credo che possono essere da spunto a tanti giovani per vivere anche un momento di gloria con una passerella anche importante televisiva. Certo, ma sicuramente, perché innanzitutto dobbiamo dire che i premi sono sempre ben accetti, quindi di qualsiasi categoria, di qualsiasi professione parliamo. Nel calcio è importante perché questo è un veicolo per fare in maniera tale che i giovani intraprendano questa attività e la portano più avanti possibile. Io sono il 7° anno che sono qui e ti ringrazio per il pensiero. Ho ricevuto il premio il primo anno e quindi so che significa prendere il premio. Per quanto riguarda il calcio in generale, diciamo che quest'anno è andata maluccio per via di questa pandemia, purtroppo è andata così e ho detto pure in uno dei miei servizi che per il prossimo campionato avrebbe avuto un gravissimo lavoro da affrontare il presidente Lopresti nei ripescaggi, perché ogni anno ci sono i ripescaggi, ma questa volta i ripescaggi sarà più difficile, è un durissimo lavoro per lui e noi gli auguriamo un buon lavoro. Perfetto, grazie a Franco Anastasi. Abbiamo anche per te l'ennesima targa di partecipazione a questo evento. Grazie Franco Anastasi. Sarà Federica, anzi è Federica a consegnartela. Grazie ancora a Franco Anastasi. E adesso è il momento di conoscere il nome dell'allenatore. L'allenatore è sempre un ruolo fondamentale in una squadra di calcio, l'ho sempre detto, continuo a dire sempre che magari spesso e volentieri è colui che paga anche gli sbagli che spesso e volentieri non sono neanche suoi, ma la legge del calcio dice questo e noi ci atteniamo a questo. Abbiamo in nomination 4 allenatori, sono i 4 allenatori che hanno vinto praticamente i loro rispettivi gironi e sono tutte e 4 appunto in nomination. Abbiamo Giuseppe Furnari che purtroppo ha avuto un imprevisto e non è presente qui con noi questa sera. Abbiamo Vincenzo Piazza dell'Unitas Sciacca, Marco Scifo del Siracusa ed infine Alfio Torrisi dell'Aci Sant'Antonio. Accomodatevi. Ciao Marco, ciao Alfio, salutiamo anche Marco, salutiamo anche Vincenzo, salutiamo anche Furnari che non è presente qui con noi ed invito qui sul palco per conoscere il nome del vincitore di questa 7ª edizione dei Penalty Awards, Maurizio Ciancio, responsabile di Pianeta Vacanze. Eccolo qui che arriva, lo vedo già pronto. Eccoci qui Maurizio, adesso responsabile di Pianeta Vacanze, si occupa di marketing, ti saluto. Arriva subito la busta perché vogliamo conoscere il nome di colui che vince questa edizione. Intanto venite un po' più avanti, eccola qui,
Federica ti porge questa busta, vediamo un po' chi vince. Maurizio, tu da portiere, insomma, sarà bravissimo sicuramente. Miglior allenatore categoria promozione Antonio Torrisi, ACI Sant'Antonio. ACI Sant'Antonio che continua il suo... Alfio Torrisi. Consegniamo a Maurizio Ciancio la targa che la consegna giustamente ad Alfio Torrisi. Eccoci qui, perfetti, battuta con Alfio Torrisi. Alfio, un campionato bellissimo, l'abbiamo detto, hai in nomination tantissimi anche tuoi giocatori ed è la dimostrazione che l'ACI Sant'Antonio ha probabilmente buttato le basi anche per la stagione 2020-2021. Ma diciamo che più che altro è la dimostrazione che se fatti con criteri i progetti ancora esistono. Noi abbiamo iniziato un progetto importante 3 anni fa, ci siamo riusciti, l'anno scorso abbiamo perso i playoff, quest'anno abbiamo vinto un campionato importante in una maniera importante e adesso dobbiamo sicuramente dimenticare presto quello che abbiamo fatto per pensare a farci trovare pronti per confrontarci a una categoria totalmente diversa dove troveremo squadre, piazze, allenatori e società che l'eccellenza abbiamo detto più volte che è un'altra cosa e quindi bisogna stare attenti. Le capacità non vi mancano anche perché so che avete costruito un bel team anche dirigenziale. Marco, Siracusa che ha vinto, è una cosa importantissima e tu insomma come esperienza sicuramente super positiva. Sì, sicuramente, è stata una bellissima esperienza, anche se siamo partiti in ritardo, abbiamo iniziato in 7 giocatori, un girone di andata l'abbiamo finito 8 punti indietro e poi a dicembre nel mercato abbiamo fatto degli acquisti importanti e siamo riusciti a scavalcare il Pozzallo. Ed è la dimostrazione che lavorando poi sul campo i risultati arrivano. Sicuramente è sempre così. Complimenti a Marco e complimenti anche a Vincenzo perché seconda promozione di seguito, avete fatto un altro ennesimo salto in avanti, adesso un campionato impegnativo, ma devo dire che Sciacca probabilmente non deve essere ancora sazia perché ha assaporato la Serie D per molti anni e probabilmente è questo l'obiettivo della prossima stagione. Sì, come ha detto poc'anzi il mio collega, diciamo che i progetti esistono. L'Unitas Sciacca Calcio si era prefissata comunque di fare un buon calcio, di essere comunque all'altezza del nome che porta anche come città. Ci siamo riusciti in breve tempo, quindi in 2 anni siamo in eccellenza. Adesso diamo spazio, non dico ai più bravi, ma comunque al mio carissimo amico che è Giuseppe Gerardi che conduce, quest'anno avrà la squadra in mano, quindi ci sarà ancora un progetto. Tu rimani in società, so? Io rimango sempre nell'Interland, o meglio, a Sciacca, visto che è contratto comunque, ripeto, è un progetto che va avanti, un progetto che comunque sposa totalmente il calcio e il nostro bene sono i tifosi, che a Sciacca ne abbiamo abbastanza. E come se ne avete tantissimo. Complimenti ragazzi, buona stagione prossima e incrociamo le dita perché sarà una stagione per tutti impegnativa. Grazie agli allenatori del campionato di promozione. Maurizio, vieni qui Maurizio, anche per te abbiamo la targa di partecipazione a questo ennesimo evento. Tra l'altro so che ti sei occupato di marketing della Sicula Leonzio, a dimostrazione che comunque la pubblicità, il marchio, se ha un suo brand positivo, poi trascina anche poi indirettamente la squadra che poi ha raggiunto comunque la salvezza seppur attraverso i play-out. Sì, diciamo che io penso che in ogni caso bisogna lavorare il prodotto, quindi noi seguiamo tante realtà professioniste non solo nel calcio ma anche in altre discipline. E detto questo, dico, insomma, bisogna dare il supporto, soprattutto oggi perché i tempi sono quelli che sono e bisogna, insomma, le piccole realtà bisogna aiutarle. Sono assolutamente d'accordo. Abbiamo una targa di partecipazione anche per Maurizio Ciancio, eccola qui che ce la consegna Federica, ricordando ancora una volta che Pianeta Vacanza accompagna con i suoi sponsor nazionali questo progetto dei Penalty Awards. Grazie a Maurizio Ciancio, grazie. Adesso il momento di conoscere il nome del dirigente che vince per la categoria appunto del campionato di promozione ed invito qui sul palco il presidente dell'Igea 1946 Stefano Barresi, il presidente del Megara Augusta Roy Ferreri e il direttore generale Alfio Lanzafame dell'ACI Sant'Antonio.
Eccolo qui, presidente Barresi, direttore. E poi abbiamo anche il presidente del Megara Augusta. Venite qui un po' al centro del palco perché a premiarvi, o meglio, intanto a svelare il nome del vincitore, invitiamo un direttore sportivo di Lega Pro, ovvero Davide Mignemi della Sicula Leonzio, che invitiamo qui sul palco perché sarà lui a darci il nome di colui che si porta a casa la palma vittoriosa dei Penalty Awards 2020. Una Sicula Leonzio che ha sempre doppi volti, soprattutto nella parte finale avete portato a casa una salvezza fondamentale, grazie. Quando io ti ho chiamato tu mi hai detto, beh io Ettore come faccio a dimenticare i Penalty Awards, sono partito da là, ed è vero, sei partito con una bella vittoria e poi insomma questo sogno è diventato realtà, ma di questo ne parliamo tra poco perché prima abbiamo da comunicare il nome del dirigente vincente. Tocca a te aprire questa busta. Vince il premio Stefano Barresi dell'Igea. Igea 1946, vincitore. Consegniamo a Davide giustamente questa targa che la consegna al vincitore Stefano Barresi dell'Igea 1946. Presidente, lei è sempre onorato perché ama il calcio e lo ama anche in questa maniera così pirotecnica, perché so che lei è un presidente molto pirotecnico e siamo contenti. No, me lo dicono in molti che lei è molto pirotecnico, ma soprattutto poi in questo caso anche molto vincente perché porta a casa una vittoria importante, un'Igea che vuole assolutamente conquistare palcoscenici importantissimi. Senza dubbio Barcellona merita palcoscenici più importanti. Stiamo cercando piano piano di lavorare. Io sono arrivato l'anno scorso qua a Barcellona e giustamente il primo anno eravamo costretti a vincere perché la promozione era un po' stretta. Troppo stretta. E quindi stiamo piano piano progettando di fare qualcosina di buono. Ringrazio i ragazzi che hanno partecipato, hanno preso un premio, come ringrazio Carello che ha fatto un campionato e avrebbero meritato anche loro un vostro antagonista. Sì, sono stati bravissimi veramente. Complimenti presidente e speriamo che la prossima stagione sia anche vincente, no? Direttore, ACI Sant'Antonio che continua a confermarsi anche con questa altra ennesima nomination, un ACI Sant'Antonio che ho visto anche in questi giorni si è dato subito da fare per progettare una stagione prossima che sicuramente deve essere vincente, almeno i nomi che avete coinvolto e la progettualità che avete già disegnato sicuramente parla chiaro. Diciamo che ci stiamo organizzando per affrontare il campionato di eccellenza che non è il campionato di promozione, non si può improvvisare nulla nel calcio, noi siamo una società giovane, abbiamo innanzitutto sistemato la società e non pensare che siamo tutti bravi perché nel calcio non si arriva mai e quindi sappiamo che se non c'è una buona organizzazione non possono arrivare i risultati. Dal punto di vista tecnico stiamo lavorando affinché facciamo una squadra giovane e che possa dimostrare in campo un ottimo calcio. Anche perché avete tantissimi tifosi al seguito, quindi non potete assolutamente deluderli. ACI Sant'Antonio ha una tradizione, ha fatto la Serie D nei tempi passati e c'è una tifoseria molto attenta e molto scrupolosa perché capisce di calcio e non puoi sbagliare nella scelta dei giocatori. Giusto. E anche voi non potete sbagliare la prossima stagione perché quest'anno avete sfiorato l'eccellenza, però adesso dovete parlare chiaro con i vostri tifosi e dire la prossima stagione noi del Megara ci saremo, giusto Presidente? Ci proveremo, abbiamo investito ulteriormente sulla struttura, il Megarello, struttura nostra, privata, quindi oltre all'area tecnica creiamo sempre qualcosa in più in quella struttura preesistente che è nostra, tra le pochissime società ad avere di proprietà una propria struttura. E ci crediamo, il lavoro che abbiamo fatto quest'anno non lo vogliamo perdere, creiamo qualcosa di ancora più grande per la città, per i ragazzi, per i tifosi e poi vedremo. Anche perché c'è una tradizione come Megara, C'è una tradizione dal 1908, un nome pesante. Proveremo a fare anche il ripescaggio nelle nostre condizioni e vedremo come andrà. Non mi assaltate il presidente della FIGC questa sera però, mi raccomando Presidente, vogliono essere tutti promossi e chissà che cosa succederà. Bene, grazie, complimenti ancora. Sì, prego direttore.
le chiedo scusa, poc'anzi lei ha detto la C Sant'Antonio ha ricevuto tante nomination, ma il fatto che noi siamo saliti sul palco, il merito è del nostro presidente Lamantia, che non può essere qui sul palco, ma il merito è di Pino Lamantia e grazie a lui siamo qui. Sono d'accordo, è giusta questa precisazione. Complimenti ed in bocca al lupo per la prossima stagione. Grazie. Io intanto ti ringrazio dell'invito, io come tutti sanno, perché tanti mi conoscono, sono figlio di questo premio. Io sono stato qui quando noi abbiamo vinto il campionato di eccellenza, sono stato qui quando la Sicula vinse il campionato di Serie D, lo vinse fra l'altro detenendo ancora il record di vittorie consecutive, a discapito di Bari, Palermo, piazze grosse che sono arrivate dopo di noi ma che non sono riusciti a scalfire questi tipi di record. E questo è un monito per la classe dirigente, perché poi io sono riuscito a calcare in questi anni i campionati professionistici, togliendomi grosse soddisfazioni, ma ancora credo che il percorso, se Dio vorrà, che mi aspetta potrà essere ancora, e lo spero, duraturo. E questo è un monito per tutti, perché comunque poi si può arrivare a calcare dei campionati importanti se c'è professionalità, se c'è lungimiranza, passione, grandissima passione, se ci crede davvero. E quindi un augurio a tutti voi. Bello questo augurio che hai dato. Abbiamo anche per te una targa per questa partecipazione alla 7ª edizione a Davide Magnemi, che per l'occasione è anche il nostro premio Eccellenza Siciliana. Grazie a Davide. Abbiamo dunque chiuso il cerchio per quanto riguarda il campionato di promozione e adesso ci concediamo 3 minuti musicali e lo facciamo con un gruppo straordinario. Sono siciliani, si chiamano Frida, che invito qui sul palco subito perché hanno portato tutto il loro arsenale. È una band rock made in Sicily, ma che per l'occasione, vi assicuro, ha preparato un singolo che è uscito da qualche mese che rappresenta una ballata rock straordinaria, struggente, con il suo leader Thor che rappresenta come figura il suo frontman a tutti gli effetti a 360 gradi, con un'energia che spesso e volentieri noi umani non abbiamo, voi ce l'avete. Sì, buonasera a tutti intanto. Noi questa sera ci esibiremo in una maniera un po' diversa dal nostro solito. Spiegaci come. Siamo più delicati questa sera, siamo molto soft. Ho detto, una bella ballata. Infatti ci sembra pure strano, perdonateci per chi non ci conosce. No, a parte gli scherzi, comunque vi conosceranno con questa canzone, guarda, ne sono sicuro. Siamo sempre felici, ogni volta che ci inviti, sai che... Senti, come si intitola il pezzo? Lo dedico a te, è un brano che abbiamo dedicato alla musa della musica, Euterpe, che dopo tanti anni di gavetta, strada, chilometri, risse, anche situazioni che abbiamo vissuto on the road nei peggiori bar di Caracas, abbiamo deciso di fare questa dedica così molto romantica, nella speranza che ci possa dare le risposte che... Arriveranno le risposte come quelle del pubblico, perché la canzone è molto molto bella. Complimenti. I Frida! Dimmi perché vivo a mezz'aria, nero a metà e mi manca l'aria. Dimmi perché ci si sente soli, se intorno a noi sento grida e rumori. Io non ho smesso di sognare, mi è costato dolore, ma lo dedico a te, che illumini il mio cielo.
Dimmi perché mi sento spento, un'anima dispersa nel tempo. Io non ho smesso di sognare, mi è costato dolore, ma lo dedico a te, che illumini il mio cielo. Tu sei la meta su questo sentiero. No, non dirmi no, no, tu sei l'unica cosa che ho. E lo dedico a te, che illumini il mio cielo. Tu sei la meta su questo sentiero. Che vi avevo Grazie. detto, una bellissima Grazie, ballata troppo rock buoni. con i Frida. Complimenti ragazzi e buona estate e buon successo per la stagione estiva. Grazie ancora a tutti voi e buona continuazione. Grazie, grazie, grazie ai Frida, grazie, complimenti, complimenti. Abbiamo detto di questa collaborazione con la Confesercenti di Enna, abbiamo inserito all'interno del nostro evento anche degli sponsor locali e ce li annunciano 4 ragazzi proprio della Confesercenti. La prima che invito qui sul palco è emozionatissima, quindi vi prego fategli un applauso per incoraggiarla. Si chiama Kimberly, vieni dentro Kimberly, eccoti qua, eccoti qua. Allora, dobbiamo portare avanti i giovani. Allora, loro si sono preparati tutti i loro discorsetti e sei un po' emozionata? Poco a poco. Un pochino, il giusto. Benissimo. Allora, gli sponsor locali che servono giustamente per il territorio, ma in questo caso anche al nostro parterre televisivo, quali sono quelli che tu ci annunci? Sono innanzitutto la pasticceria, gelateria e tavola calda Il Dolce dei fratelli Cascio, che produce paste di mandorla, dessert, torte, biscotti e gelato a piazza Sant'Agostino di Enna. E vi posso dire che li ho assaggiati, sono buonissimi, buonissimi. Vai. Poi abbiamo a Troina, in via Nazionale 58, il Bar Nazionale, che ci aspetta per gustare paste di mandorla, bocconcini, cuoricini e tutte le pasticcerie tipiche di Troina. E il terzo sponsor? Infine vi presento Fabio Ciralli, che è l'eccellenza del pane, dei biscotti e della tavola calda in piazza Panvini a Enna Bassa. Bravissima, grazie, grazie a Kimberly, grazie, 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 grazie. Parliamo di prima categoria e lo facciamo subito con le nomination riguardante il miglior giocatore, perché come tutti ben sanno, per quanto riguarda la categoria prima categoria, è chiaro che essendo 7 gironi che partecipano alla stagione è impossibile poter valutare ruolo per ruolo, pertanto si sceglie attraverso il meglio dei vari giocatori di tantissime società appunto che giocano in prima categoria. Delfio Calabrese del San Fratello, Salvatore Nicolosi del Calcio Belpasso e Salvatore Stabile del Fulgatore. Vincere un campionato di prima categoria, secondo me, è come vincere un campionato di eccellenza, perché si gioca durissimo. Vediamo un po' chi è che vi premierà. Un amico anche dei Penalty Awards, ovvero un'eccellenza siciliana che invito qui sul palco, il giornalista Attilio Scuderi.
Ciao Attilio, ben trovato. Allora, guarda che sono tutte e tre attaccanti, poi ho l'impressione. Sì, non mi sono sbagliato, tutte e tre attaccanti, quindi quelli che fanno i gol, che sono sempre quelli più importanti. Arriva subito la busta, Attilio, per te, per conoscere il nome del miglior giocatore per quanto riguarda il campionato di prima categoria. Vediamo un po' chi vince. Allora, vince miglior giocatore della prima categoria Salvatore Stabile. Fulgatore, complimenti a Salvatore. Consegniamo la targa ad Attilio che a sua volta la gira giustamente al nostro vincitore Salvatore Stabile. Salvatore, questo Fulgatore è stato sicuramente un po' a sorpresa, un team, un gruppo che ha sovrastato tutti. È stata veramente una stagione importantissima. Andate a giocarvi il campionato di promozione la prossima stagione con l'obiettivo, secondo me, di disturbare parecchie squadre. Sì, noi da anni puntavamo al salto di categoria, negli ultimi anni non ci è riuscito, l'anno scorso abbiamo perso la finale playoff, però lavorando i risultati arrivano. E secondo me quest'anno avete buttato veramente le basi, perché il gruppo quasi sicuramente rimarrà lo stesso anche per la prossima stagione. Sì, abbiamo un buon gruppo che ormai siamo grandi e quindi riusciamo a rimanere tutti lì. E secondo me queste sono le possibilità in più per vincerlo. Questo giocatore di prima categoria si chiama Delfio Calabrese, è giovanissimo, è da poco che gioca a pallone e devo dire che un po' di soddisfazioni in questa sua brevissima carriera, ultra trentennale quasi no, però ci siamo, e ha dimostrato che quando ci si allena con impegno e si gioca anche per il proprio paese, la passione supera tutti. Delfio Calabrese gioca con il San Fratello, trascinatore e capitano, e un San Fratello che ha vinto il suo girone. Intanto buonasera e grazie per l'invito. Sì, abbiamo vinto il campionato, abbiamo allestito una squadra competitiva, alla fine abbiamo vinto il campionato e ora stiamo creando una squadra per fare bene anche in promozione. Una squadra di giovani oppure una squadra matura? Una squadra di giovani. Già ci sono io maturo. Lui è già maturo, perfetto. Mentre invece abbiamo qui un bel passo e lì anche c'è un progetto molto serio, Salvatore. Sì, cioè, io ero nell'altro bel passo, quello che siamo saliti, sì, è stato un testa a testa appunto con l'altro bel passo molto avvincente. Un derby in casa. Sì, per l'intero campionato è stato. Voi siete il bel passo calcio. Sì, quest'anno sì, è stata. E la prossima stagione a questo punto siete costretti a tentare anche un altro ennesimo salto? No, questo non so ancora No, spetta a te. Sì, infatti. Per adesso goditi comunque essere presente qui ai Penalty Awards. Grazie ragazzi, in bocca al lupo per la prossima stagione. Complimenti al vincitore. Questo campionato, come ho detto poc'anzi, è un campionato difficilissimo perché si gioca durissimo su tutte le palle, poi si arriva anche un po' stanchi dopo una settimana di lavoro, per cui quando poi c'è quella foga un po' sproporzionata si rischia anche di farsi male, ed è però il calcio genuino, quello che un po' piace un po' a tutti e secondo me piace anche a te. È quello che la politica del calcio dovrebbe tutelare di più. Secondo me questo è il calcio che va guardato assieme a quello di Serie D, assieme a quello di eccellenza, a quello di promozione, perché il calcio va dato di Serie A sì da grande spettacolo, ma si pappa troppo il calcio di Serie A, dovrebbe papparsi qualcosa di più e secondo me lì le poltrone e la politica dovrebbero fare qualcosa di più. Non è polemica, però è una precisazione che ci piace. Io purtroppo per mia deformazione professionale non le mando quasi mai a dire. E fai bene. Secondo me è così, dovrebbe rinunciare a qualcosa in più il calcio che conta, perché il calcio che conta prende grandissimi introiti dai diritti televisivi, ha una vetrina pazzesca, e il calcio invece, quello minore, dovrebbe guadagnare di più anche con un lavoro certosino che possa veicolare i settori giovanili, che sono poi indispensabili sia per il lavoro degli allenatori, che si fanno un mazzo quanto una casa,
e sia per le società che potrebbero veramente coltivare dei piccoli atleti per poi mandarli in prima squadra. Tra l'altro in prima categoria sappiamo benissimo che ci sono pochi sponsor, per cui poi dopo il presidente diventa veramente il punto di riferimento, o ci mette il portafoglio o si va tutti a casa. Soprattutto in un periodo come quello che c'è stato. Oggi già in Serie C si fa la conta sulle squadre che riusciranno ad iscriversi. Io faccio i complimenti, noi stiamo vivendo a Catania una situazione paradossale. Dopo quello che è riuscito a fare Pulvirenti, per carità, dopo grandi 8 anni di Serie A, dopo tutto quello che ha creato, c'è stata anche però grande sofferenza in quello che purtroppo ha distrutto. Oggi ci sono dei venti nuovi, il dottor Maugeri ha parlato della Sigi, sicuramente l'intervento della Sigi ha permesso ancora alla matricola 11.007 di stare lì. È un patrimonio da non disperdere, però è anche vero che io vorrei non disperdere mai il mondo del calcio dilettantistico, se me lo consenti. Abbiamo una targa come eccellenza siciliana per il nostro caro amico Attilio Scuderi, consegniamo a lui questa targa e gli auguriamo un in bocca al lupo per la prossima stagione, bellissima, anche prossima di Catanista. Grazie, grazie. Altra nomination adesso, quella riguardante gli allenatori, il miglior allenatore del campionato di prima categoria, ed invito qui sul palco Calogero Bonfatto dell'Atletico Gorgonia, Samuele Costanzo del Mazzarone Calcio e Giuseppe Salvo della Nuova Azzurra. Ti ho chiamato Calogero, ma il tuo vero nome è un po' Lillo, eh. Ciao Samuele. Salve. 3 allenatori vincenti, complimenti, complimenti. Il tuo ennesimo, insomma, campionato vinto, Samuele, quest'anno con il Mazzarrone. Terza nomination di seguito, se non sbaglio, forse addirittura la prima l'avevi già vinta, non mi sono sbagliato, mentre invece per te quasi un debutto, complimenti, e subito in nomination con l'Atletico Gorgonia che ha vinto, e Giuseppe che è riuscito attraverso questa Nuova Azzurra a creare un altro polo interessante nel messinese, vincendo il campionato di prima categoria. Ed invito qui sul palco per scoprire il vincente di questa 7ª edizione dei Penalty Awards un altro amico giornalista, ovvero Alessandro Fragalà di Futura Press. Sono volutamente giornalisti sportivi che masticano di calcio da tanto tempo ed è giusto che siano loro a premiare il meglio del meglio della stagione. Ciao, grazie Alessandro. Allora, portiamo subito questa busta perché sono molto curioso. Tra l'altro tengo a sottolineare che io non conosco i vincitori perché la busta la consegnano proprio all'ultimo istante. Allora, facciamo aspettare un pochettino. Sì, un po' di suspense, dai. E allora, miglior allenatore prima categoria, Samuele Costanzo. Mazzarone Calcio, ennesima vittoria, complimenti, complimenti, complimenti. Eccola qui la targa ricordo, la seconda su 3 allora a questo punto. Complimenti a Samuele Costanzo, Mazzarone Calcio, grazie. Allora Samuele, io sono contento perché il lavoro che fai a questo punto continua a dare i frutti. So finalmente di una conferma a Mazzarone per la prossima stagione, quindi continui questo progetto anche per una piazza importante, commercialmente importante come quella di Mazzarone. Sì, sicuramente per essere qua ringrazio la società, ma soprattutto chi si spende veramente, chi scende in campo, che sono poi, diciamo, i miei ragazzi, ma sono amici prima di tutto, perché ricordiamo il campionato di prima categoria, un campionato dove il calcio è un dopolavoro, dove la gente si alza alle 5 del mattino e va in campagna e venire la sera ad allenarsi non è semplice, quindi questo va a loro. Poi fortunatamente ci sono io e lo piglio io, ecco, però
il merito va a loro sicuramente. Complimenti anche dunque per questa ennesima vittoria. Passiamo a parlare di questa nuova azzurra che rappresenta un altro polo vincente della provincia messinese, che anno dopo anno insomma vuole costruire qualcosa. Avete delle belle strutture quasi sempre e soprattutto tanta voglia di vincere, e ancora una volta la nuova azzurra con questa stagione ha confermato questo trend di positività. Sì, erano 3 anni che la Nuova Azzurra era sulla cresta dell'onda, poi nonostante l'emergenza sanitaria quest'anno abbiamo creato qualcosa in più, e poi sommando tutte le nostre forze, le nostre sinergie, siamo riusciti così a gratificare questo impegno, che è l'impegno di tanti giovani, l'impegno di alcuni tifosi anche di Barcellona, del presidente, di tutta una serie di persone che così ruotano attorno a questa piccola realtà che adesso è diventata ovviamente una realtà un pochettino più grande, con degli impegni maggiori per il prossimo anno, Ettore, sicuramente. Tra l'altro Giuseppe è un tipo calmissimo, voi lo vedete calmo, ma in campo si trasforma in maniera impressionante, ed è la dimostrazione che spesso e volentieri gli allenatori hanno una doppia faccia, e io ne so qualcosa. Allora, Atletico Gorgonia, una stagione nuova per te, la prima volta da allenatore e subito in nomination con campionato vinto, insomma meglio di così non poteva andare. Infatti si può solo ringraziare chi ha creduto in me, ringraziare i ragazzi che sono stati straordinari, la società piccola però che vuole fare le cose in grande. Rimani lì? Al 90%. Ma dai, certo che si rimane con quello che avete costruito. Grazie ragazzi, in bocca al lupo per la prossima stagione. Complimenti a tutti e tre gli allenatori. Alessandro, allora, Futura Press, un tuo nuovo progetto, un tuo nuovo cammino che ha fatto sì ancora una volta che raccontassi il calcio come ci piace, in maniera diretta, semplice, schietta, un po' anche scherzandoci, perché tu insieme a Gino spesso e volentieri create questo connubio che sdrammatizza, perché un po' ogni tanto bisogna sdrammatizzare. Dobbiamo dire la verità, la mente di tutto è quel signore che hai premiato prima come lo so, uomo per lo sport, ma anche uomo per l'editoria, perché grazie ad Angelo Maugeri abbiamo messo in piedi questo progetto di Futura Production, questo centro di produzione che ha un sito internet, ha un telegiornale, trasmettiamo su diversi canali, su Facebook, quindi è un progetto meraviglioso e sapete bene quant'è difficile in questo momento per l'editoria siciliana, ne sappiamo tutti qualcosa, quindi intanto grazie a lui, grazie ad Angelo e poi grazie anche a Gino con cui ci divertiamo veramente tanto a raccontare il calcio, ma a noi ci piace questo qui, il calcio vero, il calcio anche di prima, seconda categoria, quello che secondo me fa bene a tutti i giornalisti quando iniziano, perché adesso si comincia subito dalle categorie maggiori, invece una volta si faceva la gavetta, e là mi guarda Franco Anastasi perché lui la pensa esattamente come me, e fa bene andare nei campi un po' più complicati dove poi devi portare il tabellino e non sai chi è uscito, chi è entrato, chi hanno ammonito. Perché non conosci i giocatori? Perché non conosci i giocatori è veramente difficile, quindi la vera gavetta per chi racconta questo sport si fa nei campi di periferia, chiamiamoli così, ma molto spesso non sono così. Un premio importante, eccellenza siciliana, ad Alessandro Fragalà. Sarà come al solito la nostra splendida Federica a consegnarla. Eccolo qui, la targa. Grazie, complimenti ed in bocca al lupo e buon lavoro. Continuate così. Grazie ad Alessandro, grazie. Ed eccoci giunti adesso alle nomination quale miglior dirigente sempre del campionato di prima categoria. Ed invito qui sul palco il presidente del Resuttana San Lorenzo Gaetano Conte, Santo Di Mauro, presidente dell'FC Belpasso, ed il presidente anche dello Sporting Termini Giovanni Geraci. Presidenti vincenti, ma soprattutto presidenti che mettono mano
mano al portafoglio, perché in prima categoria questi sponsor tanti non ci sono, ve lo assicuro. Pertanto quando un presidente mette insomma la propria disponibilità sicuramente è molto bello, e poi soprattutto se la squadra vince si è doppiamente felici. Per premiare il miglior dirigente del campionato di prima categoria, un altro grande amico, eccellenza siciliana, il giornalista Paolo Munafò. Ciao Paolo, ben trovato. Ciao Paolo. Allora, subito la busta, perché sono curioso di conoscere il nome di colui che si porta a casa la palma quale miglior dirigente del campionato di prima categoria, che tu hai seguito quest'anno attraverso anche il progetto interessante di 3MTV. E allora, miglior dirigente prima categoria, Gaetano Conte, Resuttana. San Lorenzo. Consegniamo la targa. Eccola qui, complimenti. Passa avanti Presidente, perché Resuttana San Lorenzo, specifichiamo bene, sono 2 quartieri di Palermo. Esattamente, non è il paese in provincia di Palermo, ma sono dei quartieri di Palermo che insomma si sono uniti e hanno fatto sì che partisse questa squadra in terza categoria. E adesso siete in promozione? Adesso siamo in promozione, questo premio io lo voglio condividere con il mio direttore sportivo che è qui, l'allenatore e tutti i giocatori, perché se noi siamo in promozione adesso abbiamo vinto il campionato e se posso deteniamo il record di vittorie consecutive del calcio dilettantistico, perché ne abbiamo vinte 16 di fila. Non sono le 13 della Sicola in Serie D, però 16 vittorie sono state comunque sudate e onorate dalla mia squadra. Soprattutto perché siete giocatori dilettanti. Sono giocatori dilettanti quelli che fanno parte del vostro gruppo? Assolutamente sì. Stiamo progettando questo campionato di promozione nella miglior maniera possibile. Il direttore ha fatto colpi allucinanti. Ne abbiamo uno che uscirà giovedì, che secondo noi è veramente la ciliegina sulla torta, che è Giampiero Clemente, che è un ex giocatore professionista. L'appetito vi è mangiando allora a questo punto, Presidente? Assolutamente sì, è inutile nasconderci, vogliamo fare un bel campionato di promozione come è solito dalle nostre parti, in maniera tranquilla, giocandocela sul campo, facendo divertire i nostri appassionati e tutti i nostri amici. E ci riuscirete, perché avete dalla vostra la passione. Complimenti alla Resuttana San Lorenzo. Sporting Termini, l'abbinamento sembrerebbe difficile, ma è facile nello stesso tempo, perché parliamo dell'ex mitica Termitana. No, neanche. Diciamo che siete di Termini Imerese, però questo è importante. Però quando abbiniamo Termini Imerese ricordiamo la storica società della Termitana. Sicuramente è una città dei valori importanti, ha fatto pure la Serie D, per dire. Io ho iniziato invece dal 2006 scherzando, finito di allenare a Gangi con una scuola calcio, ora mi ritrovo in promozione. Facendo il presidente però? Facendo il presidente, prima l'allenatore, ora c'è il figlio che fa il DJ. Siamo soltanto in ambito familiare. Io bene. Voglio fare invece un complimento all'assessore di Enna per aver fatto da Pergusa un altro campo di calcio. Noi abbiamo le difficoltà, siamo stati premiati dalla federazione per il discorso Covid come la migliore terza siciliana, premiata per andare in promozione allenandoci in un campo di calcio a 5, e credo che questo sia una cosa molto importante. Una doppia vittoria allora. Veramente. Complimenti anche per la prossima stagione. FC Belpasso, che insieme all'altro Belpasso a questo punto la prossima stagione giocherà in promozione, a dimostrazione che non c'è guerra, c'è soltanto la voglia di andare avanti. Chi arriva prima va meglio. Chiaramente. L'anno scorso abbiamo fatto un bellissimo campionato, purtroppo è successo quello che è successo, però siamo stati ripresi in promozione e quest'anno lo affronteremo nel migliore dei modi. Tra l'altro avete una struttura insomma abbastanza interessante, sempre in perfetta forma, nel senso che si gioca bene e soprattutto si costruisce bene. E per fare del bel calcio le strutture sono fondamentali, quindi infatti pigeremo sull'acceleratore per far sistemare il campo, tutte le strutture, per essere al migliore del modo. E ci riuscirete anche voi. Grazie, complimenti e buona estate, riposatevi perché poi si ricomincia di nuovo. Grazie. Paolo. Ho anticipato il discorso riguardante
3MTV, insomma siete stati la voce e le immagini del calcio dilettantistico, continuerete ancora questo progetto. È bello raccontarlo in questa maniera, quasi come se fosse una partita di Serie A, ma invece era una partita di prima categoria, ma la passione poi alla fine è la stessa. È la passione che alla fine muove tutto, quindi come diceva Alessandro Fragalà prima, è il dilettantismo, i campi polverosi che forse ti danno le maggiori soddisfazioni, quando sei là a 5 minuti prima della partita a trovare le formazioni, farti dare i nomi, e quindi è davvero quello il bello. Un progetto, quello di 3MTV, che continuerà insieme a Salvatore Vintaudi e tutti i nostri collaboratori, e speriamo di fare bene anche nella prossima stagione. Questa purtroppo si è bloccata in anticipo, però noi abbiamo dato il nostro contributo. C'è dell'ottimismo per la prossima, comunque, tranquillo. Premio Eccellenza Siciliana Paolo Munafò, consegniamo subito la targa, grazie Federica. Eccola qui che arriva. Grazie, grazie Paolo. Un premio importante perché è quello che dedichiamo ad un personaggio che ha legato il proprio nome anche ad una stagione, che dico una, più di una stagione al Calcio Catania, nel suo momento probabilmente di massimo splendore degli ultimi 10-15 anni. È stato capitano, è stato un guardapali straordinario perché eclettico con i suoi tanti cappellini colorati. Premio alla carriera 2020 ai Penalty Awards, Armando Pantanelli. Che carriera, mega carriera. Come riuscite a rimanere sempre così perfettamente in forma? Ciao Armando, ben trovato. Una carriera bellissima. Sei contento di quello che hai fatto? Io credo di sì, insomma, la fascia di capitano, una Serie A importante, grande soddisfazione in campo, protagonista per moltissime partite. Sì, è stata sicuramente una bella carriera, quasi 500 presenze tra professionisti. Anch'io ho fatto la gavetta, come qualcuno diceva, perché ho fatto tutte le categorie dei professionisti. Ho iniziato in C2 a Olbia, poi C1, B e in A ci sono arrivato con il Catania, anche se avevo già vinto un campionato di B a Cagliari, però io ho debuttato in Serie A a Catania, quindi sono legato alla città, ho mia moglie di qua, 3 figli, un'attività a Catania. Ti sei trasferito a Catania? Ormai, come dicono i miei amici, sono un terone. Bene, sono contento perché hai assimilato anche la mentalità molto catanese sotto questo punto di vista. Poi so che sei amante del mare e qui, insomma, a Catania il mare non manca certo. Sì, sì, assolutamente. Io sono innamorato delle 2 grandi isole italiane, che sono la Sardegna e la Sicilia. Non si può vivere, credo, lontani dal mare. È vero, è vero. Abbiamo il presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio, della Lega Nazionale Dilettanti Siciliana, che ti dà questo riconoscimento, ed invito Santino Lopresti qui sul palco per far sì che questo momento all'interno dei Penalty Awards abbia una sua forza straordinaria. Ecco qua il presidente che arriva. Presidente, grazie anche per quest'anno presente ai Penalty Awards, grazie. Conosce questo sconosciuto portiere? Non credo, lo conosce molto bene. Ma io sono di adozione catanese, e quindi poi, perché mia moglie è di Catania e quindi ho studiato anche a Catania, per cui il Catania, come dire, è sempre nel mio cuore, quindi è vero, mi complimento veramente anche per questo, poi restare legati a questa terra. Poi questa è una terra che, come dire, che ti tiene, ecco, che ti trattiene, e mi fa piacere che tu, come dire, ti sei stabilito qui da noi, diventando, come dicevi tu, ecco, un terrone nostro, quindi va bene così. Va bene così. Abbiamo subito la targa da consegnare ad Armando Pantanelli, premio alla carriera qui ai Penalty Awards 2020. Complimenti, complimenti, che bella carriera, complimenti. L'ultima battuta, Armando, ma molti giocatori, insomma, soprattutto professionisti, hanno questa voglia di non smettere mai. Da dove nasce questa voglia di non smettere mai? È un virus che non tutti hanno, ma chi ce l'ha poi è convinto che ancora a 40 anni, 41 anni può ancora giocare a grandi livelli. Credo che sia un po' più difficile questo, no?
Sì, giocare a grandi livelli, l'età purtroppo è un limite, però il segreto di voler sempre giocare vuol dire che ti sei divertito durante la vita e questo ti porta a fare grandi risultati. Devi lavorare divertendoti sempre. E questo è un insegnamento per tutti i giovani di questa edizione dei Penalty Awards. Grazie Armando, complimenti, grazie ad Armando. Presidente, allora, Presidente, abbiamo un parterre del calcio dilettantistico, è stato un momento molto brutto, sappiamo tutti quello che è successo, non ne voglio neanche parlare perché deve essere veramente tutto dimenticato, anche se purtroppo quelli che non ci sono più non si possono dimenticare, però è anche vero che il calcio deve ripartire, serve da stimolo per ripartire. La federazione secondo me ha fatto dei sacrifici immensi, alla fine ha chiuso i campionati, si sta preparando per la nuova stagione, bisogna essere ottimisti, deve essere questo il messaggio che anche i Penalty Awards debbono dare. Sì, intanto ti ringrazio perché, come dire, questo tuo garbo, questo tuo modo anche elegante, non solo di condurre ma di invitarci è sempre ben accetto. Io non potevo non esserci, non solo per questo, ma perché questo ritengo sia, come dicevi tu, il parterre dei dilettanti e quindi giusto che da me sentono anche, si aspettano diciamo, una serie di cose. Il momento che c'è alle spalle, come dire, è un momento che è stato un momento difficile per tutti, però io dicevo sempre, quando mi diceva il Presidente non la invidio, ma gli dicevo è che però, come dire, chi guida si deve distinguere proprio nei momenti difficili, è lì che non bisogna perdere la calma, bisogna mantenere come dire, la serenità e in più bisogna garantire, così come penso tutti possono apprezzare, un modo trasparente di condurre quello che sono state le regole dettate dalla Federazione Italiana di Gioco Calcio. Noi come Comitato regionale potevamo derogare ad alcune regole, non abbiamo fatto nessuna deroga, ma abbiamo applicato esattamente quello che la Federazione ha stabilito dopo il decreto del Governo. Noi, tu dicevi ripartire, io penso di sì, perché io penso, e lo dicevo in periodo Covid, figurarsi oggi che non siamo usciti completamente, però diciamo qualcosa di meglio c'è oggi, stiamo un po' meglio tutti, se il fatto di avere fatto questa manifestazione va dato merito a te, è una manifestazione ecco, che se la facciamo è perché anche qui la Sicilia ha un livello diciamo accettabile. Bene, dicevo che quando ripartiva il calcio dilettantistico voleva dire che noi avremmo dato fiducia a questa nazione, vuol dire che questa nazione tornava alla normalità. Noi dobbiamo fare ancora un passo ulteriore, quello così come ha chiesto l'altro ieri il Presidente Sibilia, ma lo chiediamo anche come Federazione Italiana di Gioco Calcio, quello di far entrare in sicurezza, perché questo è stato il nostro obiettivo, voi sapete che noi abbiamo chiuso per primi i campionati, li abbiamo sospesi proprio per garantire la sicurezza, anche il pubblico, perché questo calcio senza il pubblico penso che, lo vediamo, le domeniche non è uno sport, questo è uno sport dove il pubblico è indispensabile, non è uno sport in cui proprio c'è la partecipazione. Avete sentito, abbiamo sentito Sibilia, abbiamo sentito anche Gravina, noi speriamo che alcune di queste partite, le ultime partite, speriamo che il Ministro, il Governo, ecco, possano affrontarlo, si possa aprire, fermo perché in uno stadio io penso ci vanno un po' di gente, c'è lo spazio per poter fare un po' diciamo di... Con un numero limitato si riesce a fare tutto. Penso che si può sicuramente fare, certo non possiamo avere nella Serie A quei numeri, non possiamo avere, ma da noi io penso che nei dilettanti ecco, c'è lo spazio per poter garantire alle società questo. E noi abbiamo voluto come dire, scommetterci, ripartire così come il campionato era l'anno scorso, l'abbiamo fatto per due ordini di motivi. Uno, come dicevo, per dare normalità e due, perché noi non sappiamo cosa avverrà e nel momento in cui non sappiamo è giusto come dire, che si incominci per evitare che se dovesse esserci malauguratamente una sospensione non si possa di nuovo arrivare a completare il campionato. Invece noi vorremmo arrivarci, ecco allora che si è partiti. Due, qualcuno mi diceva ma al nord stanno riducendo il numero di squadre per girone. Bene, questo lo stanno programmando, non so se lo atterranno, ma le promozioni restano quelle che sono, quindi se noi abbiamo 2 promozioni d'eccellenza anche a fare 6 gironi dovremmo garantirne 2 e io penso che parlare di un girone di eccellenza con 12 partite non penso che possa essere un girone di eccellenza, penso che dobbiamo come dire, ci avviciniamo ad altri sport perché fare 22 partite rispetto a 30 vuol dire fare 2 mesi in meno il campionato, accorciarlo, cioè diventerebbe non un campionato di calcio, quindi è giusto che noi partiamo, noi abbiamo confermato come dire, l'organico, quindi 32 i 2 gironi di eccellenza,
i 64 con i gironi di promozione, 2 gironi di C1 di calcio a 5 e man mano, ecco, poi avremo gli altri gironi. Abbiamo allungato quella dell'iscrizione della prima categoria, della seconda e della C2, abbiamo prorogato di un giorno l'iscrizione perché non si è aperto il sistema il 15 ma il 20 al 28, stiamo vedendo se per quanto riguarda i ripescaggi, poiché il Consiglio è previsto l'11 di agosto, dove giornata in cui definiremo quindi le griglie, bene di dare, alcune società ci hanno chiesto se è possibile dare alcuni giorni, stiamo valutando, io domani sarò a Palermo, faremo una mini... È una FIGC che ascolta, insomma, dai. No, io penso che l'ascolto sia importante, fermo restando che la federazione organizza i campionati. Certo, ha delle regole che deve rispettare. Noi non siamo, voglio dire, non siamo, voglio dire, liberi di fare quando vogliamo, dobbiamo fare delle regole, ma perché dobbiamo garantire, voglio dire, trasparenza, dobbiamo garantire un percorso, quindi noi sicuramente ascoltiamo e siccome non è che si contrasta con noi il fatto di dare se c'è un giorno, 2 giorni in più, 3 giorni in più, non inficia niente, noi abbiamo il giorno 11 il Consiglio, la Commissione può lavorare 3-4 giorni prima del Consiglio, cioè vuol dire, se le società hanno questa esigenza, questa necessità, del resto le graduatorie sono quelle, non è che noi si interviene, noi possiamo, i ripescaggi dico sempre, noi potremmo farli pubblicamente perché è solo un dare dei numeri a delle graduatorie che già esistono. Allora, Presidente, è stata una giusta chiarificazione perché abbiamo il parterre giusto, in modo che così nessuno può pensare il Presidente non ha detto niente. Il Presidente ha detto delle cose chiare perché esistono delle regole e se l'aspettavano pure. Abbiamo anche per lei una targa ricordo, l'ennesima di questa bella partecipazione ai Penalty Awards, a Santino Lopresti, Presidente della FIGC del Comitato Regionale Sicilia. Grazie Presidente. Lei non va in vacanza, mi sa, perché ormai insomma sono tutti stretti i tempi, no? Ma noi, se vuoi fare partire il campionato, non ci siamo mai andati negli altri anni, perché se tu vuoi fare partire ad agosto il campionato è chiaro che devi lavorare a luglio, anzi, quindi a luglio è il nostro mese e quest'anno, chiuderemo il comitato proprio, penso, un paio di giorni, proprio perché c'è il Ferragosto, che viene il sabato, quindi la domenica, chiuderemo un paio di giorni il comitato. E poi subito in campo. Sì, ma subito in campo, ma anche perché le società ti chiedono continuamente, hanno ragione, perché in un momento difficile come questo, l'abbiamo sentito poco fa con i presidenti di prima categoria, ma anche quelli che sono in eccellenza, in promozione, gli sponsor, le risorse che sono poche, noi pensiamo che oltre alle risorse che abbiamo messo in campo, ben 10 milioni, ma cash, noi non li abbiamo promessi e non li abbiamo dato, ma sono lì messi a disposizione delle società, si iscriveranno con poche risorse, è stata fatta una divisione in 4 rate. Se la Serie A, se quindi i diritti televisivi ci concedono di poter dare una parte delle risorse dei diritti televisivi alle squadre, il presidente Sibilia, che è uno molto vicino al territorio, penso che possiamo mettere alcuni altri milioni a disposizione delle società della Lega, che ne hanno bisogno, che ne hanno molto bisogno. Grazie Presidente, ancora grazie al Presidente Santino Lopresti. Allora, prima di andare a presentare un altro premio speciale molto importante, io voglio invitare qui sul palco Giacomo Cosentino, che è uno dei soci di un'azienda nostrana, siciliana, che è molto vicino qui ad Enna, ed è il birrificio 24 Baroni, ed è la dimostrazione che la birra artigianale sta avendo un grandissimo successo, piace molto ai giovani e soprattutto valorizza quelle che sono le realtà nostrane. Quindi invito qui sul palco uno dei suoi amministratori di questa azienda, perché sono curioso di capire, da dove nasce la voglia di creare una birra artigianale proprio qui nel centro della nostra bella Sicilia. Sì, intanto buonasera a tutti e grazie per l'invito. Io sono Giacomo, uno dei 2 soci del birrificio, sorge a Nicosia, e l'abbiamo fatto qua per 2 motivi principalmente. Intanto il primo era quello di non allontanarci come fanno quasi tutti i nostri amici, i nostri coetanei in Nord Italia, all'estero. Era quello di vivere nel territorio e comunque metterlo anche in condizioni di produrre. E l'altra parte anche perché a Nicosia abbiamo una fantastica acqua, che è un elemento principale per la birra, e quindi abbiamo scelto proprio il nostro paese, per promuoverlo. Infatti abbiamo chiamato la birra proprio 24 Baroni, proprio per legare il territorio
al prodotto. Infatti Nicosia nel circondario è conosciuto come il paese dei 24 baroni, perché ci sono state, ora non più ovviamente, ma 24 casate baronili. Storia e soprattutto buon gusto, perché la birra artigianale 24 Baroni è veramente molto buona. Complimenti, buon lavoro e soprattutto nella speranza che questo progetto si allarghi sempre di più e il territorio ennese possa svilupparsi. Grazie ancora, complimenti. Abbiamo una targa da consegnare al responsabile del birrificio 24 Baroni. Grazie a voi, grazie. Parliamo adesso della squadra vincente. Lo scorso anno abbiamo indetto il premio Team Awards e lo ha vinto il Marina di Ragusa, perché ha veramente disputato un campionato bellissimo. Quest'anno tutta la redazione di Penalty, che è il fulcro del progetto Penalty Awards, ha deciso di invece premiare un altro tipo di squadra, una squadra che poi è veramente risultata super vincente, la squadra del reparto malattie infettive dell'ospedale Cannizzaro di Catania. Ed io invito qui sul palco il suo responsabile, il professore Carmelo Jacobello, e sarà accompagnato per l'occasione anche dal direttore generale dell'azienda ospedaliera Cannizzaro, il dottor Giuffrida. Eccoli qui che ci raggiungono. Per me, ma non soltanto per me, avete rappresentato veramente la squadra più vincente che ci poteva essere in questa Italia. Complimenti professore. Complimenti anche all'ospedale Cannizzaro di Catania. Iniziamo dal direttore. Essere qui ed essere premiati in una manifestazione sportiva un po' forse vi spiazza, però è la dimostrazione che siete arrivati veramente al cuore della gente con il vostro impegno, che è diventato fondamentale anche per salvare tantissime vite umane. Intanto grazie per l'invito, ed è un privilegio essere qua. Poi nella splendida città di Enna, in questa cornice, devo dire, è emozionante e si sente anche dalla voce. Lo sport, la salute sono binomi inscindibili. Poi non è che ha vinto il Cannizzaro, ha vinto la solidarietà, la convinzione, il convincimento di poter fare qualcosa di utile e di buono per questa terra. E l'abbiamo fatto con qualche sacrificio in più, devo dire, soprattutto con una squadra, quella diretta dal professore Jacobello, che ha dato prova di grande forza, di grande coesione, e se abbiamo dato risposte importanti a Catania, ma non soltanto a Catania, a tutta la Sicilia, è stato questo, un impegno solidale, forte, convinto, quotidiano, sacrifici tanti, non sono finiti, continuiamo a tenere alta l'attenzione, ma siamo convinti di poter fare del bene per questa terra. E ne siamo pienamente convinti, facciamo un applauso, grazie. Professore, lei, anzi devo darti del tu perché mi hai detto, perché ci conosciamo da tanto tempo, avete veramente fatto un lavoro di squadra pazzesco, con grandi sacrifici, come diceva appunto il dottore Giuffrida. È stata un'impresa titanica. Devo dire che il calcio è una metafora della vita, e quindi ho applicato in un certo senso, con l'aiuto della governance del dottore Giuffrida, ho applicato praticamente le stesse cose che si applicano nel calcio. Noi ci siamo ritrovati di fronte a un avversario fortissimo che in un primo momento ci stava mettendo realmente in grandissima difficoltà. Avevamo preso molti gol e dovevamo per forza ricostruire una squadra che potesse contrastare questo avversario. Avete fatto spogliatoio? Abbiamo fatto tutto, abbiamo fatto campagna acquisti, mi sono rivolto al presidente dell'ospedale per creare un team che non fosse solo fatto di infettivologi, da soli gli infettivologi non ce l'avrebbero fatta. Mi sono messo, come dire, a fare il manager, il team manager di questa squadra. Abbiamo messo dentro le migliori professionalità che in quel momento la nazionale di calcio poteva darci, e in questo modo abbiamo sicuramente raggiunto risultati straordinari. Siamo molto soddisfatti di quello che abbiamo fatto. Ti ringrazio per il premio che ci hai voluto assegnare. Vale ovviamente
io lo prendiamo insieme, ma questo è un premio che prendiamo, ma che dedichiamo noi stessi a tutti i colleghi che si sono sacrificati con noi. Vi posso garantire che è stata durissima, ma che alla fine ce l'abbiamo fatta anche con grandi soddisfazioni, e forse siamo riusciti ad essere anche più bravi del Nord. Ogni tanto, diciamolo pure con un certo orgoglio, Riusciamo a fare gol. riusciamo a fare gol. Certo, ci ha colto di sorpresa, ci ha fatto dei gol in contropiede, ma poi Ce l'avete l'abbiamo fatta. distrutto. E sarà il dottor Dante Ferrari del comune di Enna, un collega vostro, che insomma vi consegnerà questa targa Penalty Awards 2020 come squadra vincente, la migliore squadra che potevamo premiare in questa stagione. Il professore Jacobello e il dottor Giuffrida. Consegniamo subito la targa al nostro assessore, la consegniamo, eccola qui, ne abbiamo due, una personale e una in ricordo della squadra. Il professore Carmelo Jacobello, eccolo qui, e queste le consegniamo invece a Giuffrida, al dottor Giuffrida. Perfetto. Certo, ci mancherebbe. Allora, mettiamoci un po' più avanti, perché il parterre è importantissimo, insomma, abbiamo delle eccellenze importanti. È una bella soddisfazione questa, perché io credo che premiare una squadra che con grande sacrificio ha portato avanti questo progetto è una bella soddisfazione per tutti noi che facciamo sport. Ma io intanto sono grato di avere ospiti così illustri e così qualificati, tra l'altro quindi colleghi. Io faccio il chirurgo prima di fare l'assessore allo sport, quindi per cui comprendo bene il sacrificio che è stato affrontato, anche perché Enna purtroppo ha avuto i suoi problemi da un punto di vista del Covid, e sappiamo benissimo con quale difficoltà abbiamo dovuto affrontare questa situazione. Però penso che questo sia il premio migliore e più significativo per l'amministrazione che questa sera viene donato, senza voler nulla togliere al merito degli atleti, dei dirigenti e delle società calcistiche che sono state qua questa sera con noi, perché evidentemente si premia una squadra, avete detto quindi bene, perché loro hanno rappresentato una squadra, tutta la classe sanitaria ha rappresentato una squadra in un momento di grande difficoltà, perché effettivamente, come ha detto il professore, le prime settimane sono state dure, perché i gol che abbiamo preso sono stati non pochi, sono stati non indifferenti, però evidentemente poi la qualità degli operatori, l'esatta capacità di predisporre il come muoversi, ha premiato e ha sconfitto, anche se ha detto bene che il dottore Giuffrida non bisogna da questo punto di vista mollare, perché bisogna da questo punto di vista viceversa tenere alta la tensione e soprattutto l'ordine nel muoversi quotidianamente. Per cui la squadra è stata veramente la squadra vincente, e questo sposa sport e salute. Questa simbiosi ritengo che sia fondamentale, perché lo sport, oltre che una funzione fisica, ha innanzitutto una funzione secondo me educativa e di crescita, che è quello che poi sicuramente fa sì che lo sport diventi un volano e un motivo con cui i nostri atleti vanno avanti e crescono sani all'interno della nostra società. Quindi ancora grazie da parte dell'amministrazione. Riempiamo i nostri ospiti di altri premi. Abbiamo una penna importante offerta dalla gioielleria Barbagallo di Enna, e anche la famosa birra che noi consigliamo perché è una birra artigianale, a dimostrazione che giustamente anche il territorio di Enna va valorizzato. Possiamo consegnare anche la targa ricordo all'assessore allo sport dottor Ferrari, che sta per arrivare. Nel frattempo, eccola qui, consegniamola in ricordo di questa ennesima partecipazione ai Penalty Awards. Grazie a tutti per la partecipazione e la vostra disponibilità. Grazie, prego. Grazie. Allora, a questo punto possiamo continuare. Tra poco parleremo di eccellenza, che è sicuramente un campionato molto molto seguito da tutti gli addetti ai lavori. C'è tanta gente che insomma fa poco dilettantismo e quasi molto professionismo, anche e soprattutto nel campionato di eccellenza. Però prima di parlare di eccellenza, ecco, grazie, mi hai portato le nomination, grazie. Devo dare giustamente notizia di quelli che vanno in nomination per il ruolo del portiere.
con annessa sorpresa che più tardi sveleremo. Allora, intanto invito qui sul palco, quale nomination per il ruolo del portiere, Gabriele Barbagallo del Giarre 1946, Keba Jabi del Dattilo Noir e Sebastiano Paterniti dell'Acragas, che ci raggiungono qui sul palco. Giovanissimo portiere del Giarre, il portiere del Dattilo e il portiere dell'Acragas, Sebastiano. Ciao Sebastiano. Allora, 3 portieri insomma, che sono stati sicuramente molto bravi nelle proprie squadre, che hanno rappresentato in un certo senso anche il percorso della loro società di appartenenza. Il Giarre che ha lanciato Barbagallo, Jabi del Dattilo che si è confermato vincendo un campionato e Sebastiano che per un certo periodo insomma stava andando tutto bene ad Agrigento, poi è arrivato il Covid e si è tutto fermato, ma rimane però una stagione positiva. E allora adesso vedremo chi vince a tutti gli effetti questo premio 2020 quale miglior portiere della stagione, ed invito qui sul palco una nostra carissima conoscenza dei Penalty Awards, un amico anche di Penalty, eccellenza siciliana, Alfio Sanfilippo. Alfio Sanfilippo è stato uno scopritore di tantissimi talenti, chissà mai se riuscirà ancora una volta a colpire, perché lui è sempre in giro, prima o poi beccherà un nuovo Boginov. Ciao carissimo, come va? Saluta i presenti, ciao Alfio. Allora, subito voglio capire bene chi vince, quindi arriva subito la busta e capiamo subito chi vince la targa come miglior portiere del campionato di eccellenza. Vince Keba Jabi, Dattilo Noir. Dattilo Noir, eccolo qui, perfetto. Noir, francese. Consegniamo la targa, complimenti. Eccola qui, la possiamo consegnare a Keba. Vieni dentro, vieni qui al centro del palco, una giornata da protagonista. Come è stato in fondo il Dattilo? Sei contento di questa stagione? Sì, assolutamente sono contento perché posso ringraziare i miei compagni, i miei società, allenatore. Assolutamente sono contento. Tra l'altro tu vieni dal Gambia, se non sbaglio, no? Sì. Da quanto tempo che sei qui in Italia? Ho 5 anni. Ti piace l'Italia? Ti piace la Sicilia? Sì, assolutamente sì. Tra l'altro so che sei fidanzato con una siciliana. Sì, hai ragione, sì. Allora in poche parole sta diventando un siciliano a 360 gradi. Rimani col Dattilo la prossima stagione? Sì, assolutamente sì. Bene, allora sarà un'altra grande stagione di successo. Va bene, grazie. Grazie a Keba, accomodati, perché voglio chiacchierare anche con Gabriele, che è stato lanciato quest'anno, catapultato nel campionato di eccellenza con il Giarre, vincitore della Coppa Italia, una stagione importantissima soprattutto perché ti ha visto protagonista. Sei contento? Sì, sono molto contento anche perché non era facile, non si aspettava nessuno. Ho avuto la fortuna di giocare in Coppa Italia la prima partita, ho acquistato la fiducia sia dei compagni che dell'allenatore e soprattutto della società. Attenzione perché è solo l'inizio, poi bisogna mantenere le promesse fatte durante la settimana allenandosi con impegno. Sì, certamente, come mister mi dà fiducia, anch'io in campo cercavo di dare sempre il massimo. Complimenti. Mentre invece colui, insomma, un po' di esperienza ce l'ha, Sebastiano, campionati vinti, stagioni sempre di grande qualità, anche con il Beach tra l'altro. Una stagione ad Agrigento un po' strana, stavate poi si è fermato tutto, secondo te ce la potevate fare? Per come si è messa la stagione magari no, erano più avanti il Dattilo, era più avanti anche il Canicattì, stava facendo molto bene. Siamo stati fino a dicembre lì in testa,
a pochi punti sempre dal Dattilo, a cui faccio i grandi complimenti, soprattutto a Keba che ha fatto una grande stagione. Diciamo che abbiamo fatto bene per larga parte della stagione. Poi giustamente ci sono stati dei problemi, ma penso che in ogni società, in ogni squadra ci siano i problemi. Penso che la cosa più importante sia cercare di risolverli, e penso sia la cosa che ti tempra e che ti fa crescere. Condivido appieno questo tuo pensiero. Dice bene Sebastiano, poi alla fine la società deve mettere il proprio impegno, l'impegno nasce comunque dalla continuità degli allenamenti, vuol dire che i giovani si devono preparare ai sacrifici. Tu di giovani ne guardi tanti in questi ultimi anni, ne hai visti veramente tantissimi. Qualche giovane spesso e volentieri si perde per strada. Che cosa possiamo dire a questi che si perdono per strada? Avete perso una grande opportunità. Non è il caso di Barbagallo, perché Barbagallo l'ho visto io crescere, era mi sembra nella Catania Soccer, quindi l'ho visto crescere piccolino, e il fatto che è andato a Giare ha vinto una scommessa, perché giocare un 2002 in eccellenza, soprattutto un portiere, dove ha un ruolo molto delicato, perché se tu sbagli la paghi, e poi mi hanno detto che ha fatto anche bene, quindi io penso che anche qualche Serie D potrebbe lui ambire. È un po' giovane ancora, però dai. Però un 2002 non è che un 2004, un 2002 già è grande, quindi deve giocare. Per giocare deve rischiare. Se poi ha l'allenatore giovane che vuole il giovane in porta, potrebbe essere anche un trampolino di lancio. Quindi, poi un'altra cosa, vedere premiato come primo un ragazzo di colore è veramente importante. Integrazione. Questi ragazzi piano piano vanno su, migliorano, lavorano, si dedicano molto e ci credono. Quello che purtroppo tanti noi siciliani non crediamo. Invece loro, io ne ho visti tanti ragazzini di 12 anni, 13 anni di colore che vogliono diventare calciatori perché hanno molta fame di calcio, perché vogliono lavorare. Lavorare significa in quel quadrato dove spinge una palla, che per loro è un sogno. È vero. Ed è un sogno anche pensare che possa arrivare magari per te un nuovo Boginov, no? Colui che insomma possa anche cambiare le sorti di molte società. Molto difficile, è stata una fortuna, è stata come se tu vedi una bella donna all'improvviso ti innamori. È venuto in un'altra isola, che è l'isola di Malta, dalla Bulgaria, e ero lì per caso e mi sono innamorato. Aveva 12 anni e mezzo, lo portai a Lecce e Lecce subito l'ha preso ed è rimasto lì per 5 anni. E poi lui a 15 anni ha esordito in Serie A facendo 2 presenze contro la Juve e contro il Brescia, mi ricordo, e ha fatto bene. Poi oggi è dell'86, quindi ha 34 anni, e ha fatto un po' un giro dell'Europa, ha fatto bene, probabilmente forse nella vita doveva comportarsi un pochettino meglio, e quindi tante volte i vari agenti, i vari procuratori fanno male, soprattutto quando hai una bella Ferrari nelle mani e non la sai sfruttare. Dico bene. Premiamo come eccellenza siciliana il nostro amico Alfio Sanfilippo per quanto riguarda questa 7ª edizione dei Penalty Awards 2020. Grazie Alfio, in bocca al lupo per tutto. Un bocca al lupo per tutto. Rimane soltanto una persona su questo palco, mi rimane Sebastiano. Ma perché mi rimane Sebastiano? Guarda Sebastiano, vieni qua. Nel frattempo salutiamo gli altri, grazie, posiamolo lì. Perché rimane Sebastiano? Ma io lo so perché rimane Sebastiano, non è una sorpresa, l'avevamo già organizzata. Perché Sebastiano, oltre a essere un buon portiere, a mercato, diciamolo pure, questo è il tuo microfono, è anche un provetto cantautore. Cioè lui scrive canzoni, le canta e le canta pure bene, e soprattutto secondo me, oltre ad avere il talento calcistico, ha anche il talento artistico, che potrebbe essere anche una scorciatoia dopo la tua parentesi diciamo calcistica sportiva. Diciamo che è una passione che porto sin da quando sono bambino. Credo che comunque la musica sia un aspetto fondamentale della vita che caratterizza un po' tutti, ci accompagna un po' tutti, ognuno ha i propri gusti, piace un tipo di musica, c'è chi piace altro, però credo che la musica in sé per sé ha un valore che va oltre qualsiasi cosa e poi lega anche tanti aspetti della vita che
appunto che anche cose che insieme magari non potrebbero stare. È vero. E quindi io ho fatto anche suonavo in dei locali con musica dal vivo, con un gruppo, con amici, sai, si comincia. Poi piano piano io sono una persona, mi piace conoscere, sono una persona che studia molto, sia Bravo. per quanto riguarda il calcio, perché sappiamo, io faccio l'eccellenza, ho fatto la Serie D, ho fatto altre, ho girato diverse squadre, però l'ho fatto come se giocassi sempre in Champions League, perché il calcio non è solamente dentro il campo, voi sapete un po' tutti che ne sapete qualcosa più di me di calcio, e il calcio non è solamente nel rettangolo i 90 minuti la domenica, ma è durante la settimana, duri allenamenti, l'alimentazione, sacrifici. il riposo, sono i sacrifici, sono vedere gli amici fuori che si divertono e tu sei a letto perché l'indomani è la partita. Oppure sei a casa perché stai scrivendo una canzone, come è successo nel caso tuo. È un modo per esprimermi. Ho visto che andava, che riesco a esprimermi in questa maniera, e quindi credo che... Guarda, io sono sicuro che siamo condiviso. tutti curiosi, io l'ho sentita ed è bellissima, di sentirti. Tra l'altro è una canzone che racconta un po' anche la storia di un qualsiasi giocatore, qualsiasi calciatore che sogna di raggiungere un obiettivo. Sì, parte da spunti personali. Ho deciso nel video ufficiale che trovate su Facebook, comunque su YouTube, o nello stadio di Agrigento. Sì. Infatti ringrazio anche ancora sia il sindaco che Certo. tutti per avermi permesso questo. Ho cercato di dare una mia esperienza personale ed anche di dare una motivazione a tutti i ragazzi, a qualsiasi persona che abbia l'opportunità di ascoltarmi, per dire che se non viene da me, come dice il ritornello, vado a prenderlo io. Bravo. Quindi in ogni caso c'è bisogno di volontà, di come si dice, arrotolarsi le maniche e darsi lavorare. da fare. Sì. Sebastiano Paterniti. A volte guardo le mie mani, mi chiedo se davvero potevo far di più. A volte guardo nello specchio, il volto che riflette non mi somiglia più, non mi somiglia più. Non mi somiglia più. A volte guardo il mio obiettivo e se non mi avvicino non ci arriverò più. A volte guardo il mio domani, se non mi do da fare non ci sarà più, no, non ci sarà più. E non ci sarò più. Se non viene da me vado a prenderlo io, questo mondo che sei, il destino è davanti o dietro di me, non lo so dove andrò, che farò. Se non viene da me vado a prenderlo io, questo mondo che c'è, il destino è davanti o dietro di me, non lo so dove andrò, che farò. A volte per un'eccezione sacrifico la regola di non pensarci più. A volte cado in 1000 pezzi e quando li raccolgo non combaciano più, non combaciano più. Non combaciano più. Se non viene da me vado a prenderlo io, questo mondo che c'è, il destino è davanti o dietro di me, non lo so dove andrò, che farò. Se non viene da me vado a prenderlo io, questo mondo che c'è, il destino è davanti o dietro di me, non lo so dove andrò, che farò. E con le mie forze sfiderò il buio e le lacrime, cavalcherò i draghi dentro di me, accenderò il cielo e lo raggiungerò, io lo farò.
Che talento, eh? Sì. Che talento. Grazie. Grazie Sebastiano e buona Grazie a stagione voi, prossima. grazie a tutti. Portati il premio, non lo Certo, dimenticare. con piacere. Benissimo, ok. Allora, altro premio importante legato al mondo della televisione, altro premio che noi dei Penalty Awards ogni anno assegniamo ad un personaggio particolarmente in voga. Lui lo è da tantissimo tempo e siamo contenti di ospitarlo questa sera e premiarlo nel contesto di questa manifestazione. Premio personaggio TV 2020 ai Penalty Awards, Gino Astorina. Eccolo Grande Gino. Allora, Gino Astorina sontuosa, a dimostrazione che sei un personaggio pesante. Sono un personaggio pesante, tu non me l'hai fatto pesare assolutamente, neanche con l'età, è un vecchio personaggio, ne uscivo prima dalla televisione, ma non lo so. Diciamo pure che veramente ormai ci hai dimostrato che la tua è una comicità immortale, perché veramente ti conosciamo da molto tempo, però ogni volta ci stupisci perché sei nella tua comicità anche attuale. Mi sono salvato. No, ti sei salvato, io nel frattempo parlo e chiamano da secchietta. Non è che... No, basta essere... Grazie. Grazie, c'è Franco. No, basta essere semplicemente cronisti e dire tutto quello che si pensa. Perché molte volte le persone dicono, guarda lì, te le chiccinisci da testa, quando tu dici la verità, no? Tipo ad esempio che stavo chiamando la Fulinia che mi diceste viene i 5, tu mi hai detto viene i 5. Vinne castate, me ne stenno, che è già autunno. Sei già vestito anche invernale. Mi sono vestito anche invernale. No, se ne stanno lasciando anche qui. Vedi, Angelo Maugeri e Fracala se ne stanno andando, sono degli amici. No, troverai un passaggio, non ti preoccupare. Io ti ringrazio, però io mi sono chiesto, ma perché sogno qua, visto che tutti giocano bene al calcio, e poi ho trovato una certa affinità. Io ho cominciato in oratorio. In oratorio c'erano due possibilità: o giocavi al calcio, e io inizialmente facevo parte della squadra che si chiamava Libertas Plebiscito. Ragazzi, no, non mi siamo mai niente. Campo di mattonelle? No, giocavamo al vecchio Fontana Rossa, però non abbiamo vinto mai niente, proprio eravamo scaccagnati. Era la squadra di Padre Santo dell'Angelo Custode e io giocavo al libero. Non è che era libero di dire in casa, no, questa è la classica battuta. Io giocavo al libero e mi ricordo che quella volta lì che ho giocato da titolare mi sono fatto male. E c'era l'altra possibilità, quella di andare a fare il teatro in oratorio. Non ci crederai. Hai capito che quello era il tuo percorso? No, ma soprattutto i miei compagni, perché vincevano i partite. E te ne sei andati e hanno vinto. Sì, hanno vinto. Infatti quando dicevo ragazzi forse posso tornare a giocare, no, recita. Sono stati ben felici di lasciarmi lì. Senti, ma chiaramente abbiamo parlato di teatro, però è anche vero che insomma il tuo nome è molto legato anche al mondo della TV. Sì, diciamo che sto lavorando da qualche anno che lavoro per la TV. Mi mancano le ultime 3 rate perché mi accattai una televisione abbastanza grande, l'ho presa. No, la televisione è una cosa che mi piace tantissimo. L'importante è non avere la libidine televisiva, saper... vedi, gli amici mi stanno telefonando, vedi? Quelli. L'importante è veramente divertirsi e capire che quando è il momento di non fare televisione non la devi fare più. Se è il caso di poterla fare, bisogna farla. Mi diverto, quest'anno mi sono divertito con una trasmissione che si chiama Teste di Calcio. Quando noi agli sponsor abbiamo presentato questa trasmissione, all'inizio diceva chi disse... no, già dal nome? Sì, dal nome già, una cosa del genere. Però la cosa che più mi piace nel calcio è mettere un po' di fosforo nel calcio, perché credo che sia la cosa più importante, divertirsi, ed ora in questo momento noi abbiamo veramente di bisogno di andare. Stanno telefonando, senta che sì. vedi?
È vero, vibra. Quello è Angelo Maugeri. Immagino. E la cosa, quello che dicevo, si ha bisogno di andare allo stadio. Bisogna andare allo stadio. Io ho un mio zio dice, mi pare 100 anni che mi annoio allo stadio. Cioè, questo non mangio, ora viene che me soggiera. E finalmente posso gettare voci, picchiare a casa, ma stare con dover andare a scappa, felice. Cioè, non si tratta manca la partita, non ci interessa neanche a chi gioca, però andare lì, gridare, urlare e non sentirsi liberi. Sì, e non mangiare a casa della suocera. Allora, premio personaggio TV a questo personaggio straordinario che è Gino Astorina, ed invito qui sul palco il presidente dell'AIAC Sicilia, Benedetto Abisso. Sarà lui a premiare questo personaggio, che non è vero che è antico, è molto moderno, perché la sua è una comicità anche attuale, molto attuale. Lui è il presidente degli allenatori siciliani, pertanto trattiamolo bene, perché è un presidente che guida questa marea di uomini che guidano squadre, quindi sarà sempre molto importante. Eccolo qua il presidente Abisso, il comico e non solo comico Gino Astorina. Ho visto il film La Matassa perché mi faccio le risate quando vuoi fare il commissario. No, io volevo sapere una cosa. Ecco, ho lavorato per tutto il mese. E poi dice che non è vero che è comico. Allora, consegniamo subito la targa a Gino Astorina, la consegna il presidente dell'AIAC Sicilia Abisso, lo consegna al suo comico preferito, lo possiamo dire? È un suo comico preferito. Premio personaggio TV Gino Astorina. No, perché non è la prima volta che mi capita. Io solitamente sono premiato per ultimo. Quasi sempre sono premiato per ultimo. E che è successo? 2 volte è successo che una volta finendo i tagli, sono finite le targhe e ne hanno dato una di riserva. Uno c'era scritto premiamo la palestra di karate. Io ci senti, chiedo scusa, e chi non faceva no, potete. Potete. Ma forse avete sbagliato. No, sbagliamo, portatela. Appena sono uscito con questa targa, poi sono tornato, dice torna nella picchia, ma se non chiedo do karate non ne potremmo premiare. Perciò ogni volta, ora mi sto controllando. Questo è molto personale. Premio personaggio TV Gino Astorina. Contento? No, cosa è buona. Va bene, ok. Grazie. Grazie Gino Astorina. Consegniamo il premio anche a Gino Astorina, la birra artigianale e la penna offerta dalla Barbagallo Gioielli. Attenzione, non vi ubriacate per strada però. Grazie. Mi dovrebbe dire lei, in quanto sportivo, che tipo di dieta fa, perché io a confronto mi stai sentendo dollurio, mi creda, Grazie Gino Astorina, grazie Gino. Abbiamo anche il premio per Benedetto Abisso, presidente AIAC Sicilia. Presidente, gli allenatori sono sempre una categoria che va seguita 24 ore su 24, tutti hanno tanti problemi, quest'anno con il Covid, siamo pronti per la nuova stagione, l'AIAC in prima linea come al solito. Ma noi col fatto del Covid abbiamo cercato di migliorare, chiamiamola la cultura dei tecnici, abbiamo fatto diversi corsi di aggiornamento, poi con la nuova piattaforma webinar abbiamo avuto il piacere di avere dei tecnici che ci hanno consentito di fare delle lezioni ai nostri allenatori, però si potevano collegare anche allenatori, diciamo, anche di tutta l'Italia. Io a tal proposito volevo invitare tutti gli allenatori che sono presenti, anche ai dirigenti, di vedere di attenersi alle nuove norme per i corsi di aggiornamento, perché per coloro i quali quest'anno devono esercitare e non hanno completato i corsi di aggiornamento, quest'anno non si possono tesserare. Benissimo, è giusta precisazione. Grazie Presidente, buon lavoro anche per la prossima stagione 2020-2021. È il momento di conoscere le nomination per quanto riguarda il miglior difensore della categoria eccellenza, ed invito qui sul palco Fabrizio Bontempo del Paterno Calcio, Gabriele Franchina del Città di Sant'Agata ed infine Francesco Maggio del Canicattì.
Ciao Fabrizio. Che difesa di ferro, che difesa di ferro, che difesa di ferro. Per premiare il miglior difensore del campionato di eccellenza, invito qui sul palco un allenatore che non era un difensore ma che faceva impazzire le difese, ovvero un centrocampista che adesso è un allenatore di una rappresentativa importante quale quella siciliana, ovvero il nostro caro amico, ti posso annunciare? Luca Di Gregorio, eccolo qua che arriva. Saluto per Luca Di Gregorio che adesso fa l'allenatore della selezione regionale siciliana. Subito la busta, così conosciamo il nome del vincitore, miglior difensore del campionato di eccellenza. E tu le difese le facevi impazzire quando giocavi. Vai! Miglior difensore, categoria eccellenza, Francesco Maggio. Canicattì, eccolo qua subito il riconoscimento insieme a Federica che ti porge la targa, che a sua volta passa a Francesco Maggio del Canicattì. Eccola qui, foto ricordo, immortaliamo questo momento. La battuta la facciamo subito con Francesco che tra l'altro insomma saluta Canicattì, so che ti trasferisci a Mazzara. Sì, ho dato l'addio dopo tanti anni, mi dispiace tantissimo, però sono contento di andare a Mazzara e quindi spero insieme ai miei compagni di raggiungere gli obiettivi prefissati. 30 secondi per parlare della stagione del Canicattì, che comunque è stata una stagione positiva. Sì, diciamo, gli obiettivi della società erano quelli di arrivare il più in alto possibile, eravamo lì a 6 punti dal Dattilo e aspettavamo lo scontro diretto, però poi c'è stato lo stop definitivo e faccio i complimenti al Dattilo per la vittoria del campionato. Complimenti per la sportività. Allora Fabrizio, invece tu il campionato l'hai vinto col Paternò, un Paternò che si è presentato ai nastri di partenza con un allenatore, poi ne è diventato un altro allenatore, poi è arrivato il terzo allenatore e poi alla fine avete praticamente, non dico massacrato il girone, però lo avete stravinto ancora prima insomma, del blocco Covid. Sì, diciamo un'annata straordinaria, bellissima, ricca di tantissime emozioni. Ricca di soddisfazioni anche e soprattutto personali. Complimenti ancora. Parlo con Gabriele per sapere se il Città di Sant'Agata vuole bissare a questo punto il campionato che non ha vinto sul campo ma poi lo ha vinto tramite il ripescaggio. Sì, diciamo che quest'anno anche se è arrivata in una maniera strana siamo riusciti ad arrivare all'obiettivo che ci eravamo previsti dall'inizio. Quest'anno sono sicuro che la società insieme al mister farà un campionato importante e non saranno solo di passaggio. E sono sicuro perché insomma nel messinese c'è sempre voglia di vincere. Grazie ragazzi, complimenti, grazie. Grazie ai ragazzi in nomination del campionato di eccellenza. Allora, allenare i giovani oggi, adesso, in questo momento, secondo me è una pazzia. Perché questa pazzia, Luca? No, invece questa è stata una bellissima esperienza, peccato che si è interrotta a metà, dovevo fare il torneo delle regioni, la squadra era ormai quasi pronta. Comunque è stata, e spero in ogni caso di continuare, che la federazione mi dia l'opportunità di continuare. È un'esperienza bellissima, ho visto oltre 200 ragazzi tra il 2001 e il 2002, quindi ho visto anche dei giocatori interessanti che ora hanno anche tantissime richieste. Io dopo questa esperienza invito appunto le società di investire più su questi ragazzi. Vedo sempre società in difficoltà, società che spesso non arrivano neanche a dicembre e quindi perché non far esordire qualche 2002, qualche 2003 in più, ecco. Anche perché così gli dai la possibilità di emergere con la tua bella rappresentativa. Subito un premio per quanto riguarda la presenza qui nella nostra manifestazione a Luca Di Gregorio, allenatore della rappresentativa regionale. Grazie Luca, in bocca al lupo per tutto quello che verrà. Grazie Luca, grazie. Luca Di Gregorio.
Nel 1979 una squadra vince la Coppa Italia sorprendendo tutti, inaspettatamente. Questa squadra era il Ravanusa, vince la Coppa Italia portando in alto i colori siciliani. Si festeggia un anno particolare, 1979-2020. È un ricordo che probabilmente rimarrà indelebile nella mente di tutti. Per festeggiare questa straordinaria ricorrenza, anche noi di Penalty Awards vogliamo assolutamente brindare con loro questo momento. Ed invito qui sul palco 2 giocatori che facevano parte di quella rosa che vinse la Coppa Italia e l'allenatore in seconda. Pertanto qui sul palco ai Penalty Awards Michele Belfiore, Corrado Conti e Mister Mario Vitale. Sarà Antonio Di Gregorio a premiare coloro che insomma hanno rappresentato una parte importante del calcio in Sicilia nel 1979. Antonio Di Gregorio è il direttore di Trinacria Informa Sicilia TV, perché sarà lui a premiare questa ricorrenza che sembra ieri, ma sono passati veramente tantissimi anni. Cosa ricordi tu di quella bellissima finale, tra l'altro autore del gol vincente? Ho avuto la fortuna di segnare quel gol, grazie anche ai miei compagni, è stato, diciamo, l'evettore di tutti, sia della società, del mister Baio, che lo voglio ricordare che non c'è più. È venuto a mancare qualche mese fa, no, forse qualche anno. Qualche anno fa, quindi automaticamente è d'obbligo ricordarlo, società, presidente, tutto lo staff tecnico e i giocatori, i miei compagni. È un ricordo immortale, tra l'altro vi siete radunati ultimamente perché deve rimanere sempre vivo nella vostra mente quella finale bellissima. A parte la finale bellissima, quell'anno ci siamo ritrovati un gruppo di amici, una famiglia, ed è stato bello ritrovarci dopo 40 anni, perché quel periodo ci ha legato moltissimo e ogni volta che ci incontriamo, magari non dopo 40 anni, è sempre una festa per noi. Allora, eri l'allenatore in seconda di questo manipolo di giovani baldanzosi giocatori, eri il braccio destro del mister che purtroppo è scomparso qualche anno fa. Insomma, che ricordi hai di quella bellissima squadra? Questi delinquenti ci hanno portato effettivamente in alto, no? Perché vedi che c'è il Ravanuse, vincere la Coppa Italia non è come vincere un campionato. Adesso noi siamo una famiglia. Tutti per uno. Anche adesso, a distanza di 40 anni. Sì, noi ci sentiamo tutti i giorni. Peccato purtroppo che è venuto a mancare Carlo Baio, che per me è stato... L'emozione, ci può stare. Per me è stato parte un maestro, per me è stato un padre, me ne concedeva di tutto. Immagino. Tu eri pazzerello già a suo tempo, allora, Mario Vitale. Antonio Di Gregorio, premiare una ricorrenza così particolare fa sempre un certo effetto, anche perché questi sono momenti che rimangono immortali per chi ha fatto il calcio. Sono momenti veramente di gloria. A me sono onorato veramente di dare il premio a uno dei tre. Complimenti. Lo darei a tutte e tre, veramente. È vero. Guarda, ce li abbiamo tutti qui, i premi li possiamo consegnare. Michele Belfiore, lo consegniamo, eccolo qua al centro, Michele Belfiore. Il bomber della finale, Corrado Conti, e poi mister Mario Vitale. Consegniamo anche a Mario Vitale il mister in seconda di questo Ravanusa 1978-1979. Veloce. Lo voglio dedicare a Carlo Baio, al ministro Lauricella, a padre Caravaglia e a tutti i ragazzi che effettivamente ci hanno dato questa grande... Vi hanno regalato un sogno. Grazie a Ravanusa, complimenti. Antonio. Trinacria Informa TV, sì, diciamo che è una trasmissione web
grandissimo successo durante insomma il blocco Covid. Durante il lockdown ci ha portato veramente a tanti successi, continuiamo ancora. Fare la TV attraverso il web è un'altra ennesima svolta del percorso artistico ultraventennale di Antonio? Io penso che sia veramente il futuro è il web, senza ombra di dubbio. Io penso che la televisione ha fatto il suo periodo e si tornerà presto a andare, già ci siamo, nei canali digitali e web, senza ombra di dubbio. Condivido, perché il futuro è anche questo. Abbiamo anche per te un ricordo della tua presenza qui ai Penalty Awards, Antonio Di Gregorio. Grazie Antonio, in bocca al lupo per tutto. Ciao caro, grazie. Antonio Di Gregorio. Siamo pronti adesso per conoscere le nomination per quanto riguarda il miglior centrocampista sempre del campionato di eccellenza. Invito qui sul palco Piero Concialdi del Città di Sant'Agata, Salvatore Treppiedi dell'Acragas, mentre invece è assente Claudio Lamia del Dattilo Noir, che ha avuto un ingaggio praticamente da qualche giorno e si è trasferito in Svizzera. Colgo l'occasione per salutarlo e augurargli chiaramente buona fortuna anche per questa sua esperienza fuori dall'Italia. È un centrocampo un po' particolare, quello dai piedi buoni e quello della duttilità, quello che non molla mai. Salve ragazzi, attenzione perché vi faccio premiare da quello che io ritengo il più bravo centrocampista e non solo degli anni 90, Giuseppe Pagana, attuale allenatore della Ciriale, che invito qui sul palco. Giuseppe Pagana. Arriva subito la busta perché dobbiamo conoscere il vincitore. Eccola qui che arriva, apriamola, vediamo un po' chi vince. Allora, miglior centrocampista categoria eccellenza, è più basso di me, non ci credo. Piero Concialdi. Città di Sant'Agata. Eccola qui la targa, la giriamo subito al vincitore Concialdi, con la quale scambio subito una battuta. Vieni Piero. Allora Piero, Città di Sant'Agata, ma tu sei un globetrotter, giri un po' ovunque in Sicilia, quindi ti fermerai oppure continuerai a cercare altre fortune in altri lidi? Penso che cambierò un'altra volta, come ogni anno. Speriamo che faremo un altro grande campionato come quello dell'anno scorso. Complimenti ancora per questa bella vittoria. Voglio parlare con Salvatore Treppiedi, Acragas. Anche lì in questo caso una stagione particolarmente interessante. Non è arrivata insomma la promozione in categoria superiore, però rimane la soddisfazione. Sì, senza dubbio abbiamo comunque fatto un ottimo campionato, però penso che alla fine il Dattilo abbia meritato ed è stato giusto così. Volevo fare complimenti a loro e vediamo cosa succederà in questo anno che arriverà. Sportività, complimenti. Grazie ragazzi, in bocca al lupo per la prossima stagione. Arrivederci. Beppe, al centro del palco, come eri quando eri al centro del calcio. Diciamolo pure, questo calcio dilettantistico si è fermato, però gli addetti ai lavori non si sono mai fermati, hanno continuato ancora a studiare, vedere giocatori, pensare a nuove idee. La prossima stagione ad Aciriale sarà una stagione dove non potete assolutamente sbagliare, credo. Sì, pertanto ti ringrazio per l'invito, ringrazio tutte le persone che hanno fatto parte della serata. E come hai detto tu, gli addetti ai lavori non si fermano mai. Magari i calciatori, io sono stato calciatore, quando non giochi stacchi un po' la spina, invece gli allenatori, i direttori, i presidenti lavorano 24 ore al giorno perché devono allestire la rosa nuova, la società deve pensare alla parte operativa e quindi si lavora ogni giorno. Noi quest'anno sicuramente proveremo a fare un campionato importante perché Aciriale è una società che merita, è una città importante che negli ultimi anni purtroppo a causa di diversi problemi non ha ricevuto quello che meritava. Invece l'anno scorso abbiamo iniziato a ricostruire qualcosa di importante.
Io ringrazio la società che ha voluto affidare questo compito a me e mi fa molto piacere. Sei sempre determinato, dai. Sì, io ho sempre voglia di fare bene. Quello che dico ai ragazzi, bisogna mettersi sempre in discussione ogni giorno, a prescindere da quello che è successo in passato. Puoi fare bene, puoi fare male, il passato si butta alle spalle, bisogna sempre cercare di prendere il meglio di quello che si è lasciato e guardare sempre avanti. Sono d'accordo. Abbiamo premio eccellenza siciliana per quanto riguarda Giuseppe Pagana, che insomma è molto conosciuto, è come se è molto conosciuto. In bocca al lupo per tutto. Io volevo fare gli auguri in particolar modo al Paternò. Vedo che qui c'è la dirigenza, il direttore, il mister, perché da tempo hanno provato a vincere il campionato, ci sono riusciti e sono felice che sono ritornati a calcare cambi importanti e auguro anche cambi migliori. Te li ritroverai da avversari però. Sarà sempre un piacere perché si è avversari ma non si è mai nemici, quello che dovremmo capire un po' tutti. Bravo Beppe, grazie, in bocca al lupo. E passiamo adesso al ruolo dell'attaccante. In nomination abbiamo Angelo Caronia del Canicattì che non è presente, Salvatore Cocuzza del Paternò Calcio e Benedetto Iraci del Città di Sant'Agata che invitiamo qui sul palco. Attenzione perché adesso volevo far sì che questo momento diventasse anche importante. José Sorbello, Bomber Cocuzza e Bomber Iraci. Arriva subito la busta perché così conosciamo il vincitore quale miglior attaccante del campionato di eccellenza. Eccola qui, chi vince? Vince Salvatore Cocuzza, Paternò Calcio. Paternò Calcio, subito la targa per immortalare questa vittoria, eccola qui, scambio una battuta con Salvatore subito e dico Salvatore, parte finale che si è fermata, tu hai avuto anche un infortunio, però cambia poco, rimane tutto quello che avete fatto soprattutto nel girone d'andata che è stato stratosferico. Sì, siamo contenti perché abbiamo fatto un qualcosa di importante, abbiamo il presidente in primis col direttore, l'allenatore ha creato una società fatta da veri uomini, un gruppo eccezionale, deteniamo dei record che non abbiamo mai perso una partita, quindi avevamo un avversario come il Sant'Agata di tutto rispetto, però la nostra forza è stata il gruppo e si è visto fin dal primo giorno. Complimenti, rimani a Paternò, sì. Ma sono lì, guarda, io non devi parlare con me. Non devi parlare, però io credo che, l'ho detto dal primo giorno, mi sono trovato talmente bene che da parte mia non c'è nessun tipo di problema. Chissà, allora vuol dire che c'è voglia di rimanere a Paternò, non c'è voglia di rimanere però nella società dove hai fatto benissimo, perché so che hai già prossima una nuova maglia, quella del Mazzara. Benedetto. No, dire di non avere voglia è brutto da sentirsi. Diciamo che ho fatto altre scelte. Io non faccio mai scelte di cuore perché non mi lego mai sentimentalmente a nessuno. Penso che a Mazzara ci siano i presupposti per fare bene. Una nuova esperienza anche. È una piazza che non se ne parla da tanti anni, ma pronta ad esplodere. Vedremo se saremo capaci di riuscirci noi il prossimo anno. E ci riuscirete, sapete perché? Perché voi fate tanti gol, quindi sicuramente andrà bene anche per la prossima stagione. Grazie Benedetto, grazie Salvo. Mister Ajax come al solito presente, poc'anzi c'era il presidente, anche l'Ajax di Catania come al solito sempre vigile su quelli che sono i regolamenti dell'Ajax, ma anche i corsi di aggiornamento che diventano fondamentali, come ha sottolineato il presidente regionale. Sì, è vero, buonasera a tutti, intanto grazie per l'invito. Sì, l'Ajax è sempre presente, è sempre accanto agli allenatori, ma non solo, perché l'Ajax è una componente della Federazione Italiana Gioco Calcio, quindi lavora e opera all'interno della federazione affinché questo movimento possa crescere sempre più. Noi ci occupiamo di allenatori, nel periodo del lockdown siamo riusciti a fare tanti incontri di formazione utilizzando le piattaforme che c'erano a disposizione e siamo contenti di questo lavoro che abbiamo fatto. Nel frattempo siamo riusciti a ottenere a livello nazionale delle importanti conquiste, dei importanti diritti per gli allenatori. Io mi auguro che tutti gli allenatori che sono impegnati nelle squadre
sia nelle prime squadre che nelle giovanili siano rispettosi dei regolamenti e che quindi si mettano al riparo da qualsiasi situazione un po' difficile che poi crea dei problemi a tutti. Io credo che le regole vadano rispettate ed è giusto che l'AIAC si faccia promotrice di questi regolamenti che sono fondamentali per la qualità proprio anche del ruolo. Abbiamo subito una targa di partecipazione al nostro José Sorbello, sempre presente ai penalty. Grazie José, un bocca al lupo per tutto, grazie a José Sorbello. Abbiamo il secondo momento dedicato ai local sponsor, quindi invito qui Noemi che ci parlerà di altre aziende che hanno accompagnato questo progetto dei Penalty Awards. Ciao Noemi, quali aziende ci parli? Allora, abbiamo 4 sponsor: il Bar del Viale, pasticceria, gelateria e tavola calda, gusto e tradizione della Sicilia al Viale di Azzaenna. Naturalmente buoni, che è il motto dei gustosi di Iva Palmigiano a Troina, in via Pietro Nenni. Il Bar Etoile, che è una pasticceria, gelateria, tavola calda, semifreddi e specialità tipiche ennesi. Ma fate solo dolci qui, ci fate impazzire così. Mi piace mangiare. In via Unità d'Italia, al numero 57, sempre a Enna. E infine le migliori specialità tipiche, tra cui pan di Spagna ennese, mastazzola e pane al pistacchio, noci e curcuma, che sono prodotte al Biscottificio Europa, in via Vulturo, numero 25. Perfetto, allora pronti per gustare queste bellezze buone della terra siciliana, ma soprattutto ennese. Grazie Noemi, grazie. Allora, adesso mi rimangono le ultime 2 nomination, però prima io ho il piacere di invitare qui sul palco 2 giornalisti che hanno raccontato attraverso i loro servizi e le immagini il calcio dilettantistico siciliano. Ed invito qui sul palco Gandolfo Maria Pepe e Giuseppe Barbara, che attraverso i loro servizi hanno soprattutto visualizzato quello che è stato il campionato del Canicattì e non solo. 2 giornalisti che comunque hanno dalla loro la voglia sempre di non fermarsi, perché raccontano il calcio sempre, in qualsiasi momento, con tutte le varie difficoltà che sono sorte. Per esempio, ti è capitato che con il Covid un po' il calcio ti è mancato, o no? Assolutamente sì, Ettore. Io innanzitutto colgo l'occasione per ringraziarti, sono davvero onorato e lusingato di essere qui questa sera, invitato da te per questa splendida iniziativa di cui tu mi hai invitato e di cui io vado a nozze, perché io il calcio lo amo, lo seguo, e diciamo così un evento meraviglioso in una splendida location. Sì, il calcio mi è mancato moltissimo in questi 3 mesi di pandemia, di Covid-19, e purtroppo siamo dovuti rimanere a casa perché siamo stati costretti, però il calcio è mancato tanto e come diceva il presidente Santino Lopresti, è giusto riaprire gli stadi perché la gente deve riappropriarsi di nuovo di un fenomeno che coinvolge il mondo intero, che è qualcosa di bello, qualcosa di straordinario. Ecco perché credo sia giusto, nei limiti consentiti, riaprire di nuovo gli stadi al pubblico, ai tifosi, agli sportivi, perché è essenziale, è fondamentale il calcio in ognuno di noi. Tra l'altro riaprire gli stadi vuol dire poi mettere in sicurezza anche gli stadi, e gli stadi siciliani non è che hanno insomma una grandissima qualità in questo momento. Serve da spunto per migliorare quelli che esistono e valorizzare quelli che giustamente hanno già dato opera di miglioramento. Sì, sicuramente il tallone d'Achille, gli stadi, le infrastrutture più che un altro, specialmente nel centro Sicilia non ce la passiamo tanto bene, però come dici tu è l'ora di sistemarli un po', e poi vedi che molti finalmente si stanno adeguando. A Pergusa c'è inaugurazione, sì, ma tanti campetti stanno nascendo. Speriamo che anche le grandi piazze finalmente possano avere una struttura adeguata. Grandi spazi, grandi società e soprattutto magari possibilmente vincenti. Invito qui sul palco il presidente AIAC della provincia di Enna, Luigi Di Dio, per premiare i 2 giornalisti che hanno raccontato il calcio siciliano, un calcio siciliano che fa bene a ripartire, perché abbiamo bisogno della nostra domenica, dei nostri risultati, delle nostre classifiche, delle nostre polemiche, perché di polemiche ce ne sono tantissime. Eccolo qua che arriva, Luigi Di Dio.
Allora consegniamo ad entrambi la targa di partecipazione ai Penalty Awards, lo fa Luigi Di Dio, Gandolfo. Attenzione, invertiamo perché Gandolfo sta dall'altra parte, invertiamo, avete sbagliato targa, bene, ok, va bene. Giuseppe e Gandolfo che salutiamo, grazie per la partecipazione, a presto, grazie a Giuseppe e a Gandolfo. Presidente, l'AIAC di Enna che non deve soffrire perché adesso l'eccellenza è rimasta in città, su questa eccellenza chiaramente si punta molto e c'è voglia anche di fare un risultato che possa ancora di più rilanciare il meraviglioso mondo del calcio della provincia. Chiaramente speriamo che Enna quest'anno sta approntando una buona squadra con un grande allenatore, dicono, Sebbi Catania, e speriamo che vada tutto bene, perché quest'anno purtroppo è andato male. Non parliamo del passato, parliamo del presente, c'è dell'ottimismo. Cioè, è chiaro, questo qua, io auguro all'Enna Calcio del Presidente che sia un anno meraviglioso. E l'AIAC, so che gli associati esistono, sono forza integrante. L'AIAC di Enna purtroppo ha vissuto dopo questo Covid-19 un po' di crisi, speriamo di ricominciare con l'autunno perché ora c'è l'estate, quindi tutti vanno in ferie. Speriamo di ricominciare con gli aggiornamenti tecnici. Fondamentali perché da lì parte la qualità degli allenatori. Abbiamo una targa anche per il presidente AIAC della provincia di Enna, Luigi Di Dio. Grazie Luigi per essere stato con noi, a prestissimo. Grazie Luigi Di Dio che ci ha dato una grandissima mano d'aiuto nella realizzazione di questa 7ª edizione dei Penalty Awards. Adesso è il momento degli allenatori. Abbiamo avuto 2 anche inaspettate defezioni per quanto riguarda i 3 che sono in nomination, ovvero Gaetano Catalano che è presente del Paternò Calcio, che invito qui sul palco a raggiungerci, e poi c'è l'assenza di Ignazio Chianetta del Dattilo Noir e quella di Pasquale Ferrara della città di Sant'Agata. Adesso noi apriremo la busta e non sappiamo se abbiamo il vincitore questa sera oppure no. Salve, sei solo soletto, ma può darsi che sarai anche vincente, non lo so. Io invito qui sul palco per premiare il miglior allenatore questa sera il presidente Roberto Pregadio che ci raggiunge, presidente della FIGC del comitato di Enna. Salve, abbiamo lasciato solo l'ultimo che ci è rimasto della nomination, gli altri 2 si sono assentati per giusti motivi, non c'è problema. Siamo curiosi di capire se a questo punto vincerà o meno l'allenatore del Paternò. Se non vince mi mette in difficoltà, ma voglio essere ottimista e dire Gaetano Catalano. Siamo fortunati allora, doppiamente fortunati. Consegniamo subito la targa all'allenatore del Paternò che vince come miglior allenatore della stagione 2019-2020. E mister, siamo contenti perché il Paternò ritorna dove deve stare minimo, cioè la Serie D, con la prospettiva anche magari possibilmente di un campionato a vincere che possa allargare ancora di più il progetto di una Lega Pro. Sì, il Paternò merita veramente qualcosa di più importante perché è una piazza che dà veramente tanto, pubblico eccezionale, società importante, un gruppo di ragazzi fantastici perché, come è stato detto prima, io sono il 3° allenatore che è subentrato in questa stagione e alla fine devo dire che abbiamo tirato fuori una stagione importante. E siamo contenti perché, come abbiamo detto sempre, il Paternò effettivamente deve ambire a queste categorie di grande qualità, quali sono la Serie D e anche la prospettiva di una Lega Pro. Assolutamente, come ha detto prima Peppe che ci ha giocato per tanti anni, questa è una piazza importante, manca della Serie D da tanti anni, vogliamo continuare un progetto che abbiamo già iniziato quest'anno, cercare di fare un campionato tranquillo per la prossima stagione e poi magari vedere più avanti in futuro di portare qualcosa di più. Ottimismo e convinzione. Grazie mister, in bocca al lupo per la stagione prossima.
Presidente, io penso che la FIGC, che come al solito è sempre molto presente, abbia una grande possibilità far rilanciare il calcio attraverso le strutture, attraverso il controllo del territorio, perché il Covid obbligherà probabilmente dei controlli maggiori, però necessari, e forse è servito anche per svegliare un po' di letargo. Ho questa sensazione, non è una cattiveria quella che dico, la dico con la convinzione che serviva questo momento, seppur drammatico. Sì, intanto la ringrazio per l'invito e anche da parte mia un saluto a questa bellissima organizzazione. Ha detto bene, la sensazione è quella, anch'io ho questa sensazione di voglia di ricominciare, di voglia di farsi coinvolgere. Non più tardi di 4 giorni fa abbiamo avuto qui una riunione alla quale era presente ovviamente il nostro presidente Santino Lopresti, con società solo di calcio a 5, perché abbiamo iniziato con quel gruppo di società sia maschili che femminili. Non solo abbiamo visto entusiasmo, ma anche diverse società che si stanno avvicinando e stanno cercando di iniziare una nuova attività. Quindi questo è un bel segnale dopo purtroppo tutto quello che abbiamo passato e che c'è stato, ma che, come è stato detto da tanti e lo sottolineo anch'io, vogliamo non cancellare, perché dobbiamo tenerlo presente, ma sicuramente dobbiamo vivere con la speranza di un futuro più bello, più roseo e impegnato sicuramente. Deve essere così. Targa ricordo per il presidente della FIGC della provincia di Enna, Roberto Pregadio. Grazie, grazie Presidente, in bocca al lupo e buon lavoro. Grazie, grazie, grazie. Siamo quasi al termine. Però prima voglio ricoinvolgere la Confesercenti o altre 2 partner locali che ci vengono a trovare qui sul palco. Facciamoli entrare tutte e 2. Sei rimasto da solo? Sei rimasto da solo. Bene, un maschietto. Il tuo nome? Gioele. Gioele, allora tu di chi ci parli? Allora, parlo di Maddalena Francesca, Sì. che ha creato nel cuore di Enna un biscottificio e anche una focacceria che è tipica ennese. Sì. E si trova appunto in via San Leone I. Proprio nel cuore di Enna. Esatto. Invece Antichi Sapori invece a Troina, in via San Silvestro, ha un modello di lavoro molto artigianale. Come piace a noi. Esattamente. E ogni giorno vanno alla ricerca di nuovi ingredienti tipici per ogni singolo prodotto. Il prodotto più famoso, principale, è la vastedda Okusamuko, che è appunto tipico di queste zone, che si fa esclusivamente a Troina. Bene, complimenti. Seguiremo il tuo consiglio. Grazie, ciao caro. Grazie, 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 grazie. Allora, a questo punto le nomination come miglior dirigente del campionato di eccellenza, ed invito qui sul palco Ivan Mazzamuto, presidente del Paternò Calcio, e Michele Mazzarra del Dattilo Noir, presidente del Dattilo Noir, mentre è assente il presidente del Giarre Giulio Nirelli. Invitiamo quindi i 2 presidenti qui sul palco. Dico sempre che gli ultimi saranno i primi. Ciao Ivan. Eccolo qua il presidente Mazzara o Mazzarra? Mazzarra. Eccolo qua. Questi 2 presidenti hanno vinto i loro gironi e credo che sia stata la più grande soddisfazione, no? Perché vincere un campionato è sempre molto importante. Si vince in una grande realtà come quella di Paternò, ma si vince anche in una piccola realtà come quella di Dattilo, che non ha la forza di penetrazione anche dal punto di vista diciamo territoriale come quella di Paternò. Però è anche vero che so che vi seguono in tantissimi lo stesso, piccoli gruppi di tifosi, e poi c'è questo entusiasmo dirigenziale, no? Credo che sia forse la formula più vincente. Certo, buonasera a tutti innanzitutto, grazie dell'invito. Niente, siamo una piccola realtà, qualche anno fa ci chiedevano se eravamo una meteora quando siamo saliti in promozione, poi quando siamo saliti in eccellenza la stessa cosa, invece no, non siamo una meteora, quest'anno faremo la Serie D, ci siamo già iscritti oggi,
Speriamo di fare sempre bene. Ma sono sicuro che andrà tanto bene proprio perché c'è questo entusiasmo che non manca a Paternò, perché insomma da quando sei arrivato in questa piazza insomma i campionati li hai vinti, soffrendo, facendo scelte sempre difficili ma anche positive, creando un team di lavoro che vi ha portato quest'anno a questo successo che vi proietta in Serie D, anche se i vostri tifosi vogliono forse ancora di più. No, intanto ringrazio il mister Pagana per il benvenuto in Serie D al Paternò Calcio. Poi devo dire che è stata una stagione sportiva davvero bella, esaltante, emozionante, sia in campo che sugli spalti, anche in città, perché da noi si vive il calcio tutta la settimana, non soltanto l'evento domenicale. Devo dire grazie ai miei fantastici calciatori, ai miei dirigenti, perché sono stati bravi e hanno lavorato a 360 gradi. Non soltanto in funzione della prima squadra e quindi dell'evento domenicale, ma anche curando il settore giovanile, la scuola calcio che... Parte tutto da là, Presidente. Esattamente, la scuola calcio che quest'anno ha ricevuto anche il riconoscimento di scuola calcio d'elite dalla FIGC e poi anche sul territorio. Ci siamo assicurati i tifosi per i prossimi anni perché abbiamo fatto dei progetti mirati di educazione motoria nelle scuole e anche incontri fra calciatori e alunni hanno avuto veramente un grande successo. Che bella soddisfazione quando insomma arrivano presidenti che mettono dalla loro l'esperienza personale e poi la trasmettono al proprio team. Allora, per premiare io ho il piacere di rinvitare di nuovo qui sul palco il direttore della Confesercenti, il nostro Santo Livolsi, perché sarà lui ad aprire la busta e vedere chi ha vinto. L'importante è partecipare, Presidente, non ce lo dimentichiamo mai, non ce lo dimentichiamo mai. Allora, Presidente, anzi direttore, abbiamo la busta, eccola qui che arriva, la busta con un ruolo importantissimo perché il dirigente è quello che gestisce uomini e non soltanto uomini ma anche portafogli. E che appunto il dirigente è anche dirigente di un'impresa probabilmente, quindi noi di Confesercenti ci onoriamo di rappresentarne diverse, quindi sappiamo cosa fate. È vero. E allora vince come miglior dirigente categoria eccellenza Ivan Mazzamuto, Paternò Calcio. Eccolo qua, eccolo qua. Subito la targa al direttore Livolsi che la consegna a Ivan. Battuta veloce, Ivan. È un premio che vuoi dedicare a chi? Guarda, questa volta lo dedico alla mia famiglia, a mia moglie Cinzia, a mio figlio Lorenzo e a mia figlia Alessandra per il tempo che rubo loro domenicalmente. Certo, perché insomma la domenica uno è assente e puntualmente, giustamente, lo dedica a chi deve soffrire anche. Presidente, invece lei il premio a chi lo dedica? Io lo dedico a tutti coloro che ci danno una mano, ai nostri sostenitori, agli sponsor, innanzitutto, ai ragazzi che hanno sudato la maglia, niente, a tutti quelli che ci seguono. Grazie, grazie a voi, grazie, complimenti, complimenti, grazie direttore. Grazie direttore. Allora, siamo quasi in chiusura e la chiusura la facciamo con due ballerini, due ragazzi che ballano in maniera straordinaria, due ballerini che fanno parte della scuola di danza Java Dance Academy, è una coppia classe master internazionale e questa sera ci delizieranno con un'esibizione sicuramente molto accattivante. Loro sono Veronica Cristoforo e Giuseppe Russo, che invito qui sul palco con la loro bellissima esibizione. A voi.
bravi, grazie. Siamo ai saluti finali e lo faccio anche quest'anno con lei, insomma, che da tanto tempo è vicina ai Penalty Awards, è vicina al programma sportivo Penalty, Federica Di Benedetto. Ciao Ettore, buonasera. Buonasera. Allora Federica, è stato un altro anno, qui un'altra insieme a te, esperienza. un'altra esperienza, un altro anno insieme a tutti voi, e per me non può essere che un piacere. È vero. Tra l'altro il calcio, come tu ben sai, si è fermato, però è anche vero che l'atmosfera dei penalty anche quest'anno ha creato suspense. Diciamo che comunque dovevamo riconoscere i giusti meriti a coloro che comunque avevano disputato un ottimo campionato fino a quel momento. Certo, sarei dei nostri anche la prossima stagione. Senz'altro. Non puoi mancare. Senz'altro. Federica Di Benedetto, grazie grazie, Federica, grazie, grazie Federica. Allora io mi congedo da voi, ringrazio naturalmente il comune di Enna che ha permesso questa ennesima edizione dei Penalty Awards in questo splendido scenario del Castello di Lombardia. Voglio anche ringraziare l'associazione volontari ospedalieri Presidio Alice Amico che ha curato l'ingresso per quanto riguarda il nostro parterre, tutto rigorosamente ad inviti. Che dirvi? Vi do appuntamento al prossimo anno ancora una volta con il calcio dilettantistico che ritornerà sicuramente di nuovo in passerella, però prima andrà in campo per una nuova prossima stagione, quella 2020-2021. Grazie a tutti e appuntamento alla prossima stagione.